ieri uscendo da questo studio, proprio ho incrociato, era fuori dalla porta, il nuovo presidente della regione, Alberto Stefani. E come mi ha visto mi ha detto: ciao Mirella. Io l'ho guardato e ho detto: ma guarda che fatalità, non sapevo che c'era, ero qua. E gli ho detto: ma lo sai che questa mattina ti ho nominato e ti ho detto ascoltaci, ascoltaci perché sono tante le cose che dobbiamo dirti. E lui mi ha detto: senz'altro. Allora, io non so, però una cosa sono certa, che queste orchestre, questa orchestra, con questi ragazzi, queste chiusure inaspettate, indescrivibili, inenarrabili, non devono essere più fatte. Questa è storia e la storia non va dimenticata. Per non sbagliare, la storia va ricordata. Molti diranno: cosa vuoi Mirella, la storia non insegna niente. No, qualcosa insegna, però bisogna avere il coraggio di lottare, ecco, di alzare la voce quando serve, di dire la verità. E quando tu sai che sei dalla parte della ragione, che nessuno può dirti che non è così, tu devi andare avanti, non devi mollare. Anche se ti metteranno davanti 1000 paletti, 1000 intralci, ti cercheranno di demolire anche personalmente, tu devi lottare, devi andare avanti, perché tu rappresenti la voce di tante persone e queste persone devono essere ascoltate. Non può essere che chiuda un'orchestra con più di 40 anni di storia perché nessuno vuole ascoltare, perché sono altri gli interessi, altre le esigenze da aiutare. Questi ragazzi hanno messo passione, impegno, sacrificio. Pensate che umiliazione, però ecco, la cultura, l'arte, la musica, la bellezza li farà continuare. Molti diventeranno maestri, hanno preso altre strade, però io sono convinta che qualcosa nascerà dalla rinascita di un'altra orchestra. Anche per ricordare questo uomo, Tullio Giacomini, che veramente ci ha pensato tanto con tutta la sua squadra, il maestro Pavan e tutta la squadra che ha messo in piedi questa orchestra, ecco, di non buttare tutto il bambino e anche l'acqua calda. Perciò dobbiamo ricordare, lo ricordiamo al mattino con questa bellissima e dolcissima musica. Detto questo, presento e ringrazio di essere qui con noi Domenico Giovanni Telesca, referente colletta alimentare. Grazie Giovanni di essere qui. Domenico, Giovanni, ti chiamo tutti e due, perché l'importante è capire cosa è successo. Ecco, questa solidarietà che abbiamo sentito, ecco, da parte di tanti cittadini che si chiedevano perché si chiude, perché si dona tanto dalle persone che meno te le aspetti, magari quelle più povere, e soprattutto sentire i numeri di questa colletta alimentare. Vedrete anche le farmacie, farmacia per i bambini della Fondazione Rava, quanto abbiamo raccolto. Vi farò vedere le immagini che abbiamo fatto il giro delle 16 farmacie che avevano abbinato al mio banco solidale. Allora Domenico, cosa ci racconti, Domenico Telesca, com'è andata la raccolta, cosa vuoi dire? Prego. Allora, ciao Mirella e un saluto a tutti i telespettatori. È stata una incredibile giornata perché eravamo partiti anche con un po' di fatica e invece siamo riusciti a raggiungere un risultato quasi inaspettato. In una giornata, quella del 15 di novembre, siamo riusciti a incontrare tantissime persone, grazie ai volontari, tantissimi volontari che ci hanno dato una mano. E davanti ai supermercati di tutta Italia abbiamo raccolto, dico subito il numero, 8.300 tonnellate di cibo. Stiamo parlando del 6% in più rispetto all'anno precedente. Perché ci ha colpito questo numero? Perché si immaginava che magari la situazione non semplice delle persone, la percezione anche di una difficoltà potesse in qualche modo creare anche una difficoltà nel donare, e invece ancora una volta ci siamo accorti proprio di quello che dicevi tu,
che il fatto di percepire che ci si può aiutare, che si riesce ad uscire tutti insieme, in fondo è un po' come la questione di quell'orchestra che abbiamo sentito prima, cioè la gente a un certo punto si accorge che l'armonia nasce dal momento in cui ci si aiuta e si costruisce qualcosa di bello. E quello che è accaduto è proprio questo, avere visto tanta generosità ci ha veramente commossi. E poi abbiamo avuto veramente un aiuto inaspettato, anche persone che anche all'ultimo minuto ci hanno contattati e ci hanno dato una mano, e ne avevamo bisogno perché i supermercati erano veramente tanti. Io parlo della provincia di Treviso, alla fine siamo riusciti a stare davanti a 154 supermercati e abbiamo fatto 128 tonnellate, quindi una bella cifra. Senti Domenico Telesca, cos'è la povertà nel 2025 e cos'è questa carenza di cibo che noi sentiamo anche come banche alimentari? Perché sì, la colletta una volta all'anno, ma noi dobbiamo dare tutto l'anno, tutte le settimane a queste famiglie che non ce la fanno più ad arrivare alla seconda metà del mese, non all'ultima. E soprattutto cos'è la povertà nel 2025 vista da un addetto ai lavori della colletta del banco alimentare? Allora, la povertà è una condizione di precarietà dettata dal fatto che le famiglie ovviamente hanno la necessità di dover portare avanti tante esigenze, e il mondo attuale è abbastanza complesso, per cui quando si arriva ad avere una così forte difficoltà anche nel cibo o nella salute, parlavi appunto della colletta nelle farmacie, significa che davvero la situazione è abbastanza seria. È una povertà sicuramente più dignitosa, nel senso che spesso abbiamo conosciuto famiglie che in maniera silenziosa portavano avanti la loro famiglia, anche non facendo, non facendo vedere una situazione di difficoltà. Eppure poi nelle associazioni abbiamo potuto incontrare, abbiamo potuto conoscere, più che altro perché in realtà chi opera sono le associazioni che sul territorio come te incontrano le famiglie, le persone. Noi facciamo un po' da tramite, però ci siamo resi conto che davvero è una situazione così particolare per cui è veramente necessario che ci siano tante associazioni in grado di incontrare la gente, soprattutto perché oggi la povertà diventa anche un fattore di grande solitudine, nel senso che le persone, proprio perché vivono un po' da sole e un po' temono di dover in qualche modo raccontare la loro situazione, è più difficile riuscire a percepirle, ma si riesce poi a capirle quando le si incontra, quando proprio si riesce ad andare a fondo, si diventa in qualche modo un po' amici con queste persone. Ringrazio e saluto anche il professor Giovanni Sebastiani, ricercatore CNR, Consiglio Nazionale Ricerche. Buongiorno professore, è un piacere averla ospite. Ecco, questa ricerca, queste statistiche, voi del CNR come vedete la povertà? Ecco, in questo paese, specialmente io vivo nell'ex ricco nord-est, mai e poi mai avremmo immaginato che in pochissimi anni trovarci veramente in queste condizioni. E per fortuna che c'è il mondo del volontariato, della solidarietà, abbiamo sentito i numeri che ha detto anche Giovanni Telesca nella raccolta della colletta alimentare. Il cittadino si è accorto che bisogna aiutare, nonostante pochi soldi sono aumentate dell'8% le donazioni. Ecco, professor Sebastiani, cosa vede dal suo importante osservatorio? Anche voi non è che siete messi tanto bene, prego. Sì, beh, diciamo, saluto tutti quanti innanzitutto, lei spettatori e i vostri tecnici. Diciamo, devo premettere appunto questo non è il mio campo specifico, diciamo. Io mi occupo soprattutto di applicazioni in medicina, che è un settore, tanti aspetti connessi chiaramente con quello del volontariato, e io stesso
pratico sport in una società che si chiama podistica solidarietà, diciamo, noi uniamo agonismo e solidarietà. Posso parlare, diciamo, in generale appunto del contributo che da parte dello Stato è carente, sia per quanto riguarda appunto aspetti come quello indicato, che viene compensato dall'attività dei cittadini organizzati in associazioni solidali, ma anche per quanto riguarda quello della ricerca, che più mi compete, diciamo, e sono in connessione chiaramente, perché sarebbe importante analizzare molto dettagliatamente i dati per comprendere quali sono i fattori principali. In questo senso appunto abbiamo a disposizione degli strumenti sia statistici che dell'intelligenza artificiale, diciamo. Così come nel Covid purtroppo la carenza maggiore riguarda i dati dal mio punto di vista, diciamo, e magari ecco, sono dati che possono essere interessanti a livello di popolazione generale, ma anche di enti, per capire qual è lo stato della situazione, però del sistema, però ecco, per comprendere quali sono i fattori principali che poi in uno specifico settore, ne so, la sanità, no? Comprendere dove poter investire da parte, sto parlando di investimenti statali, ecco, per far questo c'è bisogno di dati disaggregati, cosa che spesso purtroppo non è realizzabile, diciamo, anche con il Covid. Si figuri che a livello di province, le unità più piccole, diceva circa un po' di più di un centinaio, avevamo solo i positivi. Quindi, ripeto, non è il mio campo d'applicazione. In generale, appunto, sono due i grossi problemi che sono coinvolti in questo ambito e che sono quello dell'accesso ai dati e dei finanziamenti, diciamo. Finanziamenti che per quanto riguarda me sono a livello di ricerca, e poi in realtà poi è ovvio che una volta che uno con degli strumenti analitici riesce a individuare i vari settori o sottosettori nei quali operare in combinazione con l'apporto, il supporto delle associazioni, lì ci vogliono i finanziamenti. Vede, professor Sebastiani, io ho il filo di Arianna che collega sempre gli ospiti. Perché le dico questo? Perché lei ha detto io mi occupo di ricerca e di sanità, ma io allora aggiungo che quando una persona o mangia male o non si cura o va in depressione, basta vedere i suicidi che avvengono, le morti che troviamo nelle case, diventa un problema e un costo, e perciò riguarda, ecco, la sanità in generale, perché siamo sempre là. E poi quello che ho visto in un servizio importante di una nota televisione, questa carne putrefatta che viene rimessa in commercio cambiando le etichette. Ecco, io mi domando come la Casa nel Bosco ha fatto una sensazione unica, ha diviso il paese tra i favorevoli e i contrari, la politica che è intervenuta immediatamente, facciamo chiarezza, perché qualcuno non fa chiarezza su quello che abbiamo visto, su questo macello, uno dei più importanti macelli italiani, dove le immagini sono chiare e tutti stanno zitti. Ma allora io mi domando, ma cos'è la sanità? Cos'è la trasparenza su quello che mangiamo? Perché a volte mi vengono anche i dubbi, ma perché ci ammaliamo così tanto? Forse perché mangiamo tanto male? E dove sono i controlli? Perché tutto questo silenzio, nonostante questa trasmissione importantissima abbia fatto vedere realmente cosa succede, cosa mangiamo, la carne, e soprattutto la carne, i formaggi che vengono buttati tutti i giorni. Io devo comprare, professor Sebastiani, perché non arriva niente nonostante la colletta alimentare. Io se voglio dare una borsa dignitosa devo prendere il pesce, la carne, quella buona però, non quella... E costa, i formaggi, perché non arriva niente.
Ma dove va a finire tutto quel ben di Dio che viene sprecato? Dov'è la trasparenza su quello che tutti i giorni viene buttato, riciclato? Dove va a finire? Perché poi, professor Sebastiani, se noi mangiamo male, ci ammaliamo, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Allora, cosa vuole dire? Perché questo silenzio su chi invece avrebbe dovuto, ma subito il giorno dopo, alzare un polverone? La magistratura sta indagando. Sì, ma intanto raccontaci cosa state facendo e chi controlli verranno fatti. Perché mi sembra che quello che abbiamo visto è una cosa veramente sconvolgente a dir poco. Prego, professore. Sì, io dico appunto, concordo, purtroppo sia a livello diciamo informativo non c'è la stessa risonanza, appunto, fa molto notizia, ha fatto molto notizia questo stato singolo tra l'altro, invece di contraffazioni alimentari purtroppo ahimè nel corso dell'anno ne vengono fuori, non lo so, sicuramente decine se non centinaia, ed è quello che traspare chiaramente, insomma. Ecco, queste sono cose che veramente dovrebbero stare dentro un programma di un partito che poi si presenta a elezioni a qualsiasi livello, diciamo, no? E invece non li troviamo appunto, si parla tanto adesso, insomma, no, del problema della giustizia, okay? E non riescono a introdurre delle misure efficaci contro i femminicidi, contro le morti sul lavoro, veramente, capito? E io penso che al di là diciamo dell'educazione, no? E quindi però ci vogliono delle norme serie e ci vuole una diffusione, e questo è anche diciamo una responsabilità dei media. Adesso voi svolgete egregiamente il vostro lavoro, però ci sono tanti media che purtroppo badano essenzialmente a aumentare o almeno a non diminuire, perché oggi comunque i giornali specialmente sono in crisi, no? E il numero delle vendite, e quindi fa molto più notizia, diciamo, è molto più conveniente diffondere la notizia di questo caso, diciamo, che per carità ha la sua importanza purtroppo rispetto ad altri casi che sono ugualmente, se non più importanti, perché riguardano un numero, ecco, io sempre sui numeri, un numero di persone della nostra popolazione nettamente più alto, diciamo. Io stesso uso delle norme, diciamo, che cosa acquistare, dove comprare, no? È chiaro che quello che può fare il cittadino lo fa, diciamo, quindi l'olio lo prendo dal mio amico che vicino Roma lo produce, che quindi c'ho un rapporto di fiducia e lo prendo lì. La carne cerco di prenderla vicino al paese dove abito, che la allevano là, però è chiaro che, diciamo, uno non può avere il controllo di tutto quanto ciò che mangia. Tante cose anch'io le compro al supermercato, no? Compro quest'acqua che c'ha un basso residuo fisso perché i medici dicono bevi 2 litri d'acqua al giorno, però per non sovraccaricare i reni uno prende quella che ha residuo fisso bassa. E vabbè, e qualche tempo fa appunto mi hanno detto, cioè, guarda che questa gli hanno fatto dei controlli e non so che sostanza chimica ci stava, insomma. È veramente molto difficile per noi consumatori stare appresso a tante questioni, diciamo, anche queste sostanze che ci sono nei cibi, no? L'acrilammide, per esempio. Ho scoperto che anche semplicemente cuocendo di più il pane o bruciando più la carne viene prodotta una sostanza che è potenzialmente cancerogena, diciamo. Mi trovo come lei in una situazione abbastanza difficile da governare a livello appunto sì, ma personale. Professor Sebastiani, mi scusi, ma qui parliamo di carne putrefatta, di carne che aveva scadenze di 3 anni? Che questi la tirano fuori, gestita in maniera incredibile. Questo silenzio politico mi fa male, perché subito il giorno dopo avremmo dovuto prendere posizione dai politici, sentire specialmente l'ambiente, la sanità, su una cosa così delicatissima. Ma stiamo scherzando? C'è la carne putrefatta e tutti stanno zitti, guai a parlarne. Perché? Perché c'è un business, c'è un grande business, eccolo là la parola che io vi dico sempre. Però non si può morire perché si mangia male, non si può.
Non si può nel 2025 con lo spreco che c'è. E invece questo riciclaggio, abbiamo visto gli indumenti dove vanno a finire i nostri indumenti, e così la carne putrefatta che la sciolgono, la rimettono in circolo, cambiano l'etichetta, ma vi rendete conto? E avete sentito qualcosa? Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Devo dirti una roba, innanzitutto ai nostri politici non interessa niente, perché come che divisi te, c'è un business, gira tanti soldi e ora che passa sopra, nessuno fa finta di vedere. I nostri politici, Salvini si appena comprare una casa da 1.080.000 euro, era come la Meone, una da 800.000, con 20 camere, 800 metri quadrati. Cosa ha avuto chi interessa della carne o del sta massa che bene Mirella, ti ti, il problema di un scambio come quello della carne, doveva andarsi in supermercati e si allargano i 3/4, perché quando che andiamo a comprare la carne dal nostro becchero di fiducia, va bene, e aveva la possibilità che ti avevi, e ti dava un taglio più che costava manco, però la carne era fresca e beh, si portava i quarti giorno per giorno, si portava dalla macelleria il quarto di carne ed era fresco, se ne andava bene e ti lo diceva. Adesso, i 3 anni che ti lo dico lì, che fai i supermercati, ma per andare, mi cercano di copparsi da soli, perché non solo che la carne, dice di tutto che non va bene, è la pasta fatta con i grani americani che date tutto in mezzo. Ma una volta che era l'ufficio igiene che girava per le bottiglie, si trovava una roba fuori a posto. Adesso non vede più nessuno, la politica non gli interessa niente, Mirella. Gli cappa troppi soldi, gli sta massa bene. Ed è la povera gente. Ma non è questione, Rinaldo, di povera gente. Qui il problema è che tu non puoi accorgerti, perché l'etichetta è quella vera che dice quando tu puoi mangiarla e che scadenza ha. Capisci che non è questione, perché qui stiamo parlando di carne putrefatta. C'è attenzione, perché io non so a casa voi se avete visto questa trasmissione, ma le immagini erano chiarissime. E poi da dove parte questa storia? Dal sud abbiamo visto questo macellaio che fa capire, ma è il sistema, ma cosa cercate? È il sistema, ma com'è il sistema? Ma chi ha messo in piedi questo sistema? Ma come si fa a dire è il sistema? È quasi quasi anche sorridente, come dire, ma avete scoperto l'acqua calda? Ah beh, andiamo da Domenico Telesca. Domenico, abbiamo scoperto l'acqua calda, noi che veramente ti vedo anche molto perplesso, anche tu, perché veramente sono cose che dovrebbero far riflettere a livelli molto alti, perché qui c'è la salute pubblica, ragazzi, non è mica fatevi i vaccini, controllatevi, fate prevenzione, sì, poi mangio la carne putrefatta, non lo so perché l'etichetta... Cosa hai provato? Non so se tu hai visto, ma dimmi la verità, cosa hai provato, Domenico Telesca? Beh, sicuramente preoccupa il fatto che noi siamo anche un po' impotenti di fronte a delle situazioni di questo tipo. Sicuramente fa bene chi fa informazione a raccontare quello che succede, perché questo non solo permette di avere una maggiore consapevolezza, prima di tutto noi perché siamo i consumatori, ma penso che anche aiuti l'opinione pubblica a formarsi così un'idea di quello che può essere, diciamo, i rischi dietro le frodi alimentari. Credo che uno degli strumenti che possiamo noi come cittadini portare avanti è quello di appunto informarci ed essere più attenti, nel senso che fin dove si può cercare i prodotti di qualità. Io diciamo lo dico personalmente, è quello che faccio, come diceva anche il professor Sebastiani. L'attenzione personale è un dato fondamentale,
Poi ci sono le istituzioni che devono fare la loro parte e che mi auguro immediatamente pongano le attenzioni giuste per evitare che cose di questo genere possano continuare o dilagare. Vedo come non è semplice, e sicuramente come per noi cittadini non è semplice, credo che non sia neanche semplice riuscire ad entrare in una situazione così importante in maniera rapida ed efficace. Questo è quello che mi viene da pensare. Come situazione, diciamo, legata invece al mio ambito, che è quello del volontariato, credo che anche le associazioni abbiano bisogno di avere una cura maggiore anche nel momento in cui propongono il cibo che viene donato, a dare anche il giusto peso a questi prodotti, in modo da dare cibo di qualità, perché comunque, così come anche noi abbiamo bisogno di un'alimentazione sana, anche le persone che aiutiamo devono avere un'alimentazione sana. Sono perfettamente d'accordo. Adesso andiamo a Udine e andiamo a vedere questa colletta alimentare. Olio, verdure, tonno, conserve, alimenti e riso, quindi è già scritto, bene. Perfetto, allora seguiamo questo, che è un evento ovviamente, ecco, Siamo orgogliosi di... in diretta anche i complimenti della signora. Inizia così la giornata del sindaco De Toni, che si è presentato puntuale all'appuntamento con la colletta alimentare, che anche quest'anno si adopera per aiutare i bisognosi ad avere cibo grazie all'aiuto di coloro che vanno a fare la spesa e che possono tranquillamente appunto donare. Un modo questo per promuovere la cultura del dono, un'iniziativa che parte da lontano. Ma direi bene, già è appena arrivato un furgoncino e ha preso 400 kg di roba. A chi vengono dati? Allora, la giornata è organizzata dal Banco Alimentare, però poi il Banco Alimentare dà tutta una serie di associazioni che si occupano di aiutare la gente che ha bisogno, ognuna delle quali segue tutta un'altra serie di persone, e quindi poi queste associazioni distribuiscono in base al bisogno. Tutta gente, visto che facciamo a Udine, noi diamo a gente della provincia. Moltissimi conoscono già l'evento, perché questo è il 29° anno in cui si fa la colletta. Ne abbiamo molto disponibili, persone veramente generose, persone un po' polemiche, ma com'è la varietà umana, insomma, c'è di tutto. Allora, l'iniziativa della colletta alimentare parte da un'idea di Don Luigi Giussani, che aveva chiesto al presidente della STAR di fare questa azione di carità. E da noi nel 2000, io e la mia collega, che non è lei perché è molto più giovane, un'altra mia collega, abbiamo iniziato come Malignani, prima prendendo un supermercato che adesso non c'è più, che è il Bastimento, poi andando all'Eurodespar di Via del Bon, e poi adesso da tantissimi anni siamo qui perché abbiamo trovato un'accoglienza molto buona da parte di Carrefour. Ricordiamo che la colletta alimentare viene mandata avanti dai volontari, che come in questo caso sono ragazzi delle scuole superiori che si mettono a disposizione insieme ai loro docenti, e molto spesso tornano anche dopo aver finito la scuola. Lunga vita quindi alla colletta alimentare. Io ho avuto modo anche di andare a visitare il magazzino, dove qua a Udine c'è un'attività importante che smista verso altre realtà italiane, quindi un grande grazie a tutti i volontari, è una grande iniziativa, un gesto di solidarietà umana che merita tutta l'attenzione e il nostro applauso. Allora vi ho fatto vedere Udine, poi vedremo anche Treviso. Professor Sebastiani, parliamo anche di intelligenza artificiale. Ecco, questi ragazzi, voi vedete che vediamo sempre, continuamente, molti diversamente giovani che raccolgono questi beni, anche se fortunatamente ne abbiamo un po', abbiamo gli alpini, ma i ragazzi sono molto più interessati all'intelligenza artificiale, tanto è vero che ho avuto un insegnante che ha detto non do più compiti a casa perché arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Lei come vede dal suo osservatorio, professor Sebastiani, questa intelligenza artificiale, anche se sarà il futuro, perché specialmente nella sanità sarà fondamentale, indispensabile? Cos'è che la spaventa di più, professore?
Beh, ecco, diciamo, è uno strumento veramente molto, molto potente che abbiamo a disposizione oggi, diciamo. Il problema, dal mio punto di vista, più importante, i problemi, sono due tipi di problemi, diciamo, che sono diciamo, legati all'etica e alla società, diciamo. Ecco, lei ne ha citato uno che, di questi due, e in particolare riguarda la formazione. E sono strumenti indubbiamente efficaci, dei quali noi diciamo, non riusciamo tra l'altro a farne a meno, diciamo, no? Adesso parliamo di intelligenza artificiale chiaramente, però già strumenti legati più al settore mio, l'intelligenza artificiale riguarda soprattutto l'informatica, diciamo. E io sono un matematico, però oggi quando deve andare in un luogo non noto, ma anche noto, che però diciamo con l'automobile non usa il navigatore satellitare. Chiaramente è uno strumento al quale noi abbiamo delegato una funzione che è quella di trovare il miglior percorso. Noi non possiamo non conoscere chiaramente qual è lo stato della strada o delle strade che pensiamo di percorrere, e quindi totalmente oggi, almeno io personalmente, mi affido a questo strumento, diciamo, no? E va bene, anche lei ha citato il settore medico, anche là, e i medici non devono aver paura di questi strumenti, nel senso che il medico può dirsi, vabbè, ma allora io verrò in futuro totalmente sostituito da un algoritmo che potrà, per esempio, effettuare una diagnosi o prescrivere una terapia. Cioè, ecco, di questo non devono aver paura, perché comunque sono strumenti che programmiamo noi, diciamo. Quindi l'esperienza del medico, e poi grazie al cielo, per fortuna o sfortuna, come diceva Gaber, il corpo umano è talmente complesso che è veramente molto difficile utilizzare solo questi strumenti, per esempio, per effettuare una diagnosi, diciamo. Comunque, per tornare alla sua domanda originaria, ecco, la questione che mi preoccupa di più è proprio la formazione in generale, ma in particolare dei ragazzi, attraverso questi strumenti. Perché appunto io, come ho scritto un libro che riguarda la matematica, no? 24 ore con matematica, e lì dentro dico che io a quel tempo parlavo di Google, adesso invece dovremmo parlare di ChatGPT, insomma, no? E uso questi strumenti per risolvere alcuni problemi, ma lo faccio al di là del navigatore. Oramai si sa qual è l'algoritmo migliore, lo si applica, amen, diciamo, no? Però ci sono tante altre situazioni dove io posso utilizzare questi strumenti, ma ho un'alternativa, che è il mio cervello, diciamo, è tutto quanto la mia conoscenza generale e specifica in un certo ambito per risolvere un particolare problema. Ecco, io ai ragazzi nel libro ho scritto: usate questi strumenti, ma cercate comunque di non affidarvi totalmente e di usare il vostro cervello, perché poi questi strumenti sono molto efficaci, no? L'intelligenza artificiale, per esempio, adesso. Ecco, l'intelligenza artificiale cosa fa? Essenzialmente lei ha delle variabili, mettiamo che lei vuole calcolare il rischio di una persona di sviluppare entro 30 anni un evento cardiovascolare, diciamo. E ci sono dei fattori da cui dipende questo rischio. Ecco, allora semplicemente questa intelligenza artificiale, con tantissimi dati, quindi ha tanti valori dell'input di questi fattori e tanti valori del rischio, e segue le persone nel tempo, si costruisce questa funzione, e poi arriva un nuovo soggetto con dei nuovi valori di input e lei gli prevede i valori di output. Allora, se il campione con il quale lei ha stimato questi parametri è un numero enorme di parametri del modello, il matematico è molto semplice, diciamo, non è sufficientemente rappresentativo, e quel nuovo soggetto non è un soggetto appunto in linea con il campione, ecco, lei rischia di fare un grosso errore. Quindi, primo limite è che non ci possiamo affidare totalmente, poi dipende dal problema, chiaramente. Ecco, se lei prende un problema relativamente semplice come un gioco, il gioco degli scacchi o il Go, che ha enormi possibilità,
è sicura che un umano, mentre questo accadeva decenni fa, non potrà mai più battere un programma al calcolatore in questo gioco. Se lei invece comincia a parlare di problemi più complessi come l'applicazione dell'intelligenza artificiale per risolvere problemi più complessi come la guida autonoma di veicoli, ecco lì ancora lo Stato è lo stato del sistema, lo stato degli avanzamenti, diciamo, dell'applicazione dell'intelligenza artificiale per risolvere questo tipo di problemi è tale per cui non ci possiamo affidare completamente, diciamo. Ecco là, io vedo sempre una possibilità per noi umani di, quando il problema è difficile, perché alcune cose, ahimè, alcuni lavori, ma non solo per l'intelligenza artificiale, ma semplicemente per l'avanzamento della tecnologia, spariranno. Oramai già a diversi supermercati tu vai lì con i prodotti, li metti in un cestello, quello riconosce automaticamente che cos'è e poi fa la somma di tutti i costi e tu con il banco paghi. E ci sarà invece dei cassieri, delle cassiere, ci sarà una persona che ogni tanto controlla a campione che appunto tu non hai frodato, rimanendo un tema di frodi, insomma, no? Però ecco, il vero, diciamo, uno dei due problemi principali è proprio per me la formazione. Quindi questo discorso che faceva questo insegnante di dire vabbè, io oramai non gli do più i compiti perché oramai loro, lì anche noi volendo con la nostra intelligenza possiamo ovviare. Adesso avrà sentito di questo scandalo di medicina, no? In cui questi studenti copiavano le risposte, se le passavano, ma questo anche perché tecnicamente le prove vengono impostate in un modo che è adatto, li mette in condizioni migliori per copiare. Perché? Perché ci sono i test a risposta multipla. Tu invece fai poche domande e fagli scrivere un testo di 4 pagine, dagli del tempo. Lì non è facile copiare perché dovresti copiare tu un intero testo e sarebbe molto facile poi dopo fare un check. Vede, che professor Sebastiani, che lei dice che ci sono le soluzioni. Il problema è capire se vogliono prendere le soluzioni e risolvere i problemi, perché le soluzioni però ci sarebbero. Professore, È molto devo delicata andare questa questione, perché in se pubblicità, poi ci risentiamo. Pubblicità. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Successo raggiunto anche quest'anno per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla sua 29esima edizione promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, insieme all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che ha messo a disposizione numerosi volontari e mezzi. L'iniziativa, che richiama la Giornata Mondiale dei Poveri 2025, indetta da Papa Leone XIV, coinvolge numerosi supermercati della Marca. Ci chiedono comunque e noi diamo indicazioni: zucchero, pasta, quello che diciamo poi troviamo. Meno pasta abbiamo detto, perché infatti anche dal peso che sentiamo danno cose sostanziose, riso, olio, quello che viene è tutto bene, noi le dividiamo automaticamente tutto insieme, comunque quello che viene è tutto ben regalato. Volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, insieme agli alpini, invitano i cittadini ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, tonno, sughi pronti, riso e alimenti per l'infanzia. Tutti i pacchi vanno a finire a Milano, alla fondazione del Banco Alimentare, poi li distribuiscono nelle varie regioni. Ogni regione ha una struttura, la danno là, poi distribuiscono a tutte le OTP che ci sono sul territorio. Tante famiglie sono un po' in difficoltà, quindi tenendo conto del momento diremmo la raccolta è buona. Tutto ciò che verrà donato sarà distribuito alle oltre 7.600 realtà assistenziali convenzionate, mense per i più bisognosi, case famiglia, comunità per minori, centri d'ascolto e unità di strada. Un gesto semplice capace di trasformarsi in aiuto concreto per migliaia di persone. Allora, Domenico Telesca, tu hai dato dei numeri importanti, più di 8.000 tonnellate di cibo raccolte, però le associazioni sono 7.600. A parte un ringraziamento a tutti i volontari che va fatto, doveroso,
ecco, anche alla squadra che mi ha supportato con questi alpini che sono anche volontari del mio banco solitale, ecco, questa squadra che ha cercato di portare il proprio contributo. Però dividendo questi numeri, ecco, abbiamo anche un esperto di matematica, il professor Sebastiani, i numeri fanno fatica ad arrivare perché la popolazione povera aumenta sempre di più, abbiamo dei numeri importanti. Telesca, cosa vuoi dire? Prego. Microfono. Vai. Ecco, grazie. Dicevo che la giornata per colletta alimentare è una piccola parte di quello che è quello che si raccoglie. Il Banco Alimentare lavora tutto l'anno e raccoglie generi alimentari che sono le eccedenze che sono presenti nel settore agroalimentare. Ci sono vari momenti in cui il Banco Alimentare riceve aiuti. La colletta è una importante iniziativa a livello nazionale che ha un doppio scopo. Da una parte dare un contributo al banco, dall'altro far conoscere l'iniziativa alla gente, a chi incontriamo. Ma non pensiamo che quello che viene raccolto durante la giornata della colletta sia l'unica cosa che permette al banco di portare avanti la sua iniziativa. Anzi, devo dire la verità, è proprio una piccolissima parte, per cui il peso dell'importanza di quelle che sono le varie altre iniziative va contestualizzato. Sicuramente si può fare di più. Quello che posso dire è che quest'anno siamo riusciti anche a coinvolgere molte scuole, cosa che all'inizio facevamo molta fatica, ma credo che la cosa interessante sia proprio la possibilità di incontrare gli studenti, di incontrare gli insegnanti, perché c'è anche un fattore educativo. E poi devo dare veramente atto di una collaborazione strettissima di tantissime associazioni, perché appunto, come hai citato tu, ci sono le associazioni che sul territorio lavorano tutto l'anno per dare un aiuto e che ci hanno supportato con i mezzi, con i volontari. Poi ci sono state l'Associazione Nazionale degli Alpini. In provincia di Treviso sono stati tantissimi, veramente tantissimi gli alpini che ci hanno dato una mano. Quest'anno siamo riusciti anche a incontrare l'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, poi ci hanno dato una mano i Lions, Round Table, singoli volontari, l'Esercito, la San Vincenzo e tantissime persone, in realtà le più incredibilmente disparate. Abbiamo incontrato parecchi scout, parecchi studenti, gente che magari si è anche coinvolta con le aziende e che ci ha dato una mano perché l'azienda ha voluto promuovere la giornata della colletta e ci hanno supportato con dei volontari che sono stati durante tutta la giornata nei vari supermercati. Però ecco, quello che volevo sottolineare è questo. Sicuramente noi abbiamo avuto un più 5% a livello nazionale, quindi non è poco. Per dire, le 6 tonnellate in più in provincia di Treviso sono un esempio anche della grande generosità, ma tra il Veneto e il Friuli stiamo parlando di 1000 tonnellate di cibo, quindi su una cifra di 8.300 tonnellate vuol dire veramente tanto. Quello che è importante sapere è che comunque il Banco Alimentare, io sono un volontario della colletta, quindi il mio è un compito molto molto piccolo, però ci sono tantissimi volontari, tantissime persone che danno una mano sia al Banco Alimentare, che è in Friuli, c'è anche a Verona, anche un'altra sede oltre a quella di Udine, e tanti altri danno una mano anche alle associazioni, perché bisogna andare a prendere il materiale, bisogna andarlo a distribuire. Quindi quello che dico è che per far sì che una iniziativa di questo genere, che è stata già molto importante, abbiamo avuto l'altro patronato della Presidenza della Repubblica, c'è stato il Presidente della Repubblica che ci ha dato una mano anche facendo un dono personale, cioè siamo arrivati davvero ad avere una squadra importante. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola.
Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, ho sempre fatto parte del mondo del volontariato, è ovvio che è santo, che vorrei sempre di più, però come dici sempre tu, ahimè, che vorrei tanta più collaborazione, che non solo non c'è, ma non vedo neanche la voglia di collaborazione, perché non tocco che si batte sto tasto, però non c'è la volontà. Perché? Perché mi so meglio di te, oppure non lo so, fatto sta che non mi voglio neanche dilungare. Per quanto riguarda quello che mangiamo, sono decenni che queste cose, soprattutto diciamo che così nel mondo del veganesimo al quale appartengo, che ci sono queste foto e questi filmati, e lo scandalo da aggiungere anche sugli allevamenti, non solo quello che succede nei macelli, dopo macelli, negli allevamenti. Si sta fatto vedere anni, anche per esempio con la trasmissione, posso dire il nome? No. Bene, una trasmissione sulle reti grosse, su quello che è allevamenti anche per i prosciutti DOP, come vivono questi poveri maiali, una roba indecente, feriti, ammalati, moribondi, morti, maiali morti in mezzo, topi, di tutto e di più. Quindi c'è questa volontà anche nostra, credo, non parliamo un po' di qui che viene dall'estero, quei famosi allevamenti di maiali a costo zero, cioè come sarebbe che sopra la testa dei maiali ci sono le galline e i maiali si nutrono degli escrementi delle galline, questo è l'allevamento a costo zero. Però credo che sia non solo i politici, che qui è sempre responsabili, ma anche i medici, l'ISD, i medici per l'ambiente e noi stessi che non vogliamo, credo, capire, sapere e voltiamo a testa dall'altra parte. E ora se scanemo per la famosa famiglia del bosco, perché quello non ci porta a cambiare la nostra vita. Grazie mille per tutto quello che fai, buona giornata. Grazie a te cara Paola. Allora andiamo a vedere l'intelligenza artificiale a scuola e poi salutiamo anche il professor Sebastiani. Andiamo a sentire. Sì, appunto quello che dicevo è che così come è importante... Oggi bambini parliamo di un argomento molto importante, un argomento di storia, il Medioevo. Allora, sapete cos'è il Medioevo? Nessuno? Ok, ve lo spiego. Si chiama Stefano in memoria di Stefano Pasqualin, cofondatore della società che l'ha inventata, ed è una web app no profit dedicata all'inclusione scolastica di bambini stranieri che non conoscono ancora l'italiano ed alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Treviso è il primo comune ad avviare il progetto. All'Istituto Comprensivo Coletti 970 studenti, 470 dei quali stranieri. Abbiamo scelto l'Istituto Comprensivo Coletti perché è l'istituto che ha il più alto tasso nella città di Treviso di alunni stranieri e di alunni con bisogni educativi speciali. Siamo convinti che possa essere veramente utile ai nostri ragazzi per favorire, per accelerare il processo di inclusione e di integrazione. L'app usa un motore di intelligenza artificiale che consente di tradurre e riformulare le lezioni in varie versioni. E riformula le lezioni tenendo presente la cultura e il contesto scolastico, e riformula quindi la lezione in lingua per un bambino cinese, bengalese, e questa lezione è usufruibile poi anche a casa. Il progetto partirà alle Coletti su 2 gruppi di studenti delle medie, uno di 13 alunni stranieri che ancora non sanno l'italiano, l'altro su 10 ragazzini che presentano disturbi specifici dell'apprendimento. Ci aspettiamo di implementare degli strumenti e delle opportunità didattiche che vanno a completare e amplificare notevolmente la capacità che mettiamo in atto con le varie progettualità sia nel campo dell'alfabetizzazione sia nel rinforzo dei bisogni educativi speciali per realizzare una vera e propria inclusione. Abbiamo Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno. Allora volevo dire che per via della carne, ecco, perché 5 anni fa, quando era il Covid, ecco, ho visto in televisione un tir che si è fermato in provincia di Padova. La finanza l'hanno fermato e c'era 7 quintali, tonnellate di carne di suino sputrefata e l'hanno portata a incenerire non so dove, comunque ecco così. E ora no, quella carne là doveva andare nei supermercati.
Grazie cara Mirella, hai fatto le riflessioni a voce alta su quello che hai sentito anche tu, perché l'importante è parlarne comunque. Grazie della telefonata. Allora, professor Sebastiani, quello che non conta, che non torna, sono i numeri anche nella sanità regionale, nella sanità pubblica. Ecco, questa sanità che da un lato dice siete fortunati al nord, al sud siamo messi molto peggio. Lei che è veramente un matematico e di numeri della sanità e ricerca se ne intende, che numeri vede? Ed è proprio una buona sanità quella che abbiamo? Cosa ci aspetta? Prego. Diciamo che se ci confrontiamo con altri stati, per esempio Stati Uniti d'America, diciamo, no? Comunque noi abbiamo una sanità pubblica qui che permette almeno alcune funzioni di espletarle in maniera opportuna e dando la possibilità a tutti i cittadini di usufruirne, no? Questo riguarda in particolare, diciamo, chiamiamole le emergenze, diciamo. Quando poi andiamo a parlare di prevenzione oppure di cura una volta che uno, ahimè, ha contratto una malattia, ecco là purtroppo ci dobbiamo sempre più rendere conto, sia a livello personale ma anche a livello di dati, che c'è un utilizzo sempre crescente della sanità privata, che purtroppo, ahimè, questo è una cosa non possibile nella stessa maniera per tutti i cittadini, perché poi abbiamo le famose liste d'attesa che possono essere veramente incompatibili con una cura efficace di una malattia che richiede la tempestività. Cioè noi sappiamo molto bene che attuare la prevenzione ci permette di ridurre il numero di persone che si ammalano, anche nei casi in cui o per scarsa prevenzione o per sfortuna una persona contrae una malattia, anche lì è ben noto che iniziare una terapia, per esempio antitumorale, nelle fasi più possibili, nelle fasi iniziali dello sviluppo di una patologia tumorale, aumenta l'aspettativa di vita e la qualità della vita del soggetto, diciamo. Quindi, per rispondere alla sua domanda, noi abbiamo, rispetto ad altre situazioni, l'estremo proprio sono gli Stati Uniti, una condizione buona per quanto riguarda la sanità pubblica, specialmente per l'espletamento di alcune funzioni, per esempio quello delle emergenze. Però ecco, quando andiamo a vedere delle altre funzioni che possono essere la prevenzione e la cura di patologie che si sono già sviluppate, ecco lì ci sono grosse carenze che purtroppo fanno sì che chi può permetterselo usi la sanità privata e non pubblica per questioni temporali, perché appunto uno deve agire presto appunto in questo settore, diciamo. Quindi questo è un grosso problema. Parlano molto di ridurre queste liste d'attesa, ma io i numeri non vedo che diminuiscono, insomma, no? Quindi lì andrebbe, ripeto, studiato il problema nei vari settori medici e trovate delle soluzioni idonee, insomma, affinché appunto questi tempi si accorcino grandemente, il che va a vantaggio poi di tutta la spesa, perché è chiaro che una persona che, a parte dell'individuo, della salute del singolo, ma anche a livello di spesa, se uno capisce che costa meno far prevenzione che curare, poi c'è l'altro discorso che appunto questi costi di prevenzione al momento e cura in tempestiva, al momento sempre più vanno a carico del Professor Sebastiani, ma non è che abbiano pensato più al cemento che alle persone e ai servizi alla persona? Perché io mi ricordo che i fondi del PNRR erano destinati specialmente al terzo settore, poi sono stati deviati, hanno fatto delle cose che non servono a nessuno, perché non abbiamo la persona umana da mettere all'interno, mancano i medici, mancano gli infermieri, manca la squadra, e chi se ne frega del letto d'oro se non ho nessuno che mi cura. Prego, professore. Sì, ma mancano i medici, è vero, è un dato obiettivo.
c'è anche l'altro fenomeno che tanti nostri bravi giovani medici vanno a lavorare all'estero. Io ho la figlia di un mio caro amico matematico di Bari e lei fa trapianti di fegato a Parigi adesso. Perché? Perché la carriera che ha lì non è confrontabile con quella che ha qui in Va Italia. bene, e allora adesso di queste strutture cosa ne facciamo, professor Sebastiani? Di queste case della comunità che i medici non vogliono andare, che sono vuote, tutte queste strutture cosa ne facciamo? No, poi c'è anche un altro discorso che però riguarda sempre la formazione che appunto di cui parlavamo prima per l'aspetto dell'intelligenza artificiale, e chiudo la parentesi un attimo, esorto gli insegnanti a far utilizzare questi strumenti come il caso prima, per esempio dice c'ho persone che all'inizio non sanno la nostra lingua, l'obiettivo poi è insegnargli la lingua del paese dove vivono, chiaramente. Comunque anche là quando diciamo un ragazzo cresce sia in ambito familiare che nell'ambito scolastico, ecco, andrebbe educato ad avere come valori principali non quello del guadagno, diciamo, ma per esempio in quanto medico quello del bene della sanità pubblica, del soggetto, capito? Professore, questo non ho dovrebbe più essere tempo, il principale devo chiudere obiettivo. perché ho Questo già va forato, fatto a livello professore. capillare. Ho forato, purtroppo dovrò invitarla ancora perché ne continueremo a parlarne, perché ormai il tempo è tiranno. Io ringrazio veramente, grazie al professor Sebastiani, Giovanni Sebastiani, ricercatore del CNR, Consiglio Nazionale Ricerche, ecco, che è rimasto con noi. Grazie, saluto anche Domenico Telesca. Grazie professore. Per come svolgete il vostro ruolo di informazione pubblica. Grazie, veramente grazie professor Sebastiani per queste parole, grazie a Domenico Giovanni Telesca di essere stato con noi, referente colletta alimentare a Treviso, grazie pubblicità. È veramente gradito Giuliano Varnier, Presidente Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Parleremo di riforma della Costituzione, parleremo di tasse, parleremo di politica, parleremo della sinistra, della destra e poi vedremo se c'è anche questo campo largo, cosa ne pensa Varnier del campo largo. Vediamo se abbiamo anche il professor Gianfranco Serra collegato, eccolo qua, amministratore delegato della sede centrale fiscale tributaria, collegato con noi da Brescia. Grazie veramente professor Serra, sentiremo anche le sue parole molto importanti. Anzi, parto proprio da lei professor Serra. Ecco, questa rottamazione 5, ci spiega cos'è? Allora, la rottamazione 5 si va a incanalare nelle solite definizioni agevolate, che viene chiamata volgarmente rottamazione, ma è una definizione agevolata, ossia si consente ai contribuenti che non sono riusciti a pagare i propri tributi o a quelli che avevano iniziato delle rateizzazioni e le avevano fatte decadere, di poter rientrare e cercare di tornare in pareggio con il fisco pagando una quota capitale e un minimo interesse del 4%. Però la quota capitale la pagheranno sempre. Quindi si riattacca a quella che era stata la 4. Non credo che avrà purtroppo un grandissimo successo. Professor Serra, com'è la situazione italiana dal suo punto di vista molto importante, dal suo osservatorio? Perché qui sembra che il Paese stia andando bene. Io ho avuto anche un tributarista, ha detto che il governo, la Meloni, il governo che abbiamo sta lavorando bene, ci sono dei segnali positivi, poi guardo da un'altra parte e mi dicono tutto l'incontrario e soprattutto le associazioni di consumatori e quelli che si occupano di tributi altri. Lei come vede la situazione? Non so, guardi, se qualche collega mio tributarista dice che l'Italia sta andando bene, per me ha letto libri di un altro paese. Giusto per essere chiari, però pronto a confrontarmi con chiunque che dica il contrario. Ossia, il problema qua cos'è? È che c'è una disparità, questo purtroppo a livello europeo e mondiale aggiungerei, tra ciò che è la ricchezza globale e ciò che poi succede nella vita reale. Cioè che i fondamentali, quelli che dicono
i grandi numeri, i grandi gruppi funzionino, non c'è dubbio, ma poi il piccolo artigiano, la piccola impresa va malissimo. Quindi c'è da capire come vogliamo leggere la cosa, quindi che ci sia un'azienda come, non so, Amazon, che produce tantissima ricchezza, non c'è alcun dubbio. Poi però se si va a parlare con il dipendente di Amazon che lavora a uno stipendio molto basso, magari lui non è così contento. Quindi dipende come si guarda il bicchiere. Però noi sentiamo sempre che le tasse aumentano, aumenta tutto, però gli stipendi sono fermi, le pensioni anche, abbiamo un aumento bassissimo che non permetterà sicuramente di respirare le persone in difficoltà. Per fortuna che c'è il mondo del volontariato che sta cercando di mettere le pezze, di aiutare anche queste famiglie, però la situazione delle famiglie, io ho un banco solidale, il professor Serra, perciò parlo con quello che vedo e quello che sento, è veramente complicato, anche se fanno vedere che è un Natale folgorante. Ecco, nei comuni, parlavo prima con Vernier, gli amministratori, tante luci, tanti alberi, casette di Natale, sembra che il Natale veramente sia un Natale fantastico. Io apro il banco alimentare, oggi prepariamo domani, e vedo le persone che piangono perché si vergognano e non hanno i soldi. E una persona, un operaio mi ha detto: ma si può lavorare e rimanere poveri? Si può lavorare, professor Serra, pagare le tasse e non sopravvivere nel 2025 di fronte a una piccola minoranza che sono stramiliardari che non sanno neppure dove mettere i soldi? No, guardi, ha perfettamente ragione. Il problema è che purtroppo abbiamo un fisco che sembra un discorso quasi da sindacalista, ma va a colpire i più piccoli e non riesce a colpire i più grandi, perché i più grandi, pur stando nella legalità, attenzione, stando nella legalità, vi sono una serie di strumenti fiscali che consentono di parlare in maniera volgare, di pagare molto meno tasse confronto a un piccolo artigiano o a un dipendente. Questo è il problema, stando nella legalità. Ma queste sono normative a livello mondiale. Lei faccia conto che, non so, il famoso Elon Musk paga 0 di tasse, ma non perché elude, perché le sue azioni cosa fa? Le dà impegno a una banca, la quale banca gli dà un prestito, quindi lui concettualmente è un signore che non ha nulla, perché gli stanno prestando i soldi. Quindi come la ringrazio di parlare così chiaro per capire come funziona il sistema. Allora, Vernier, politica, lei ha fatto parte di partiti politici anche importanti, si occupa ancora di politica, però non è che possiamo vedere chi ha fatto bene e chi ha fatto male, perché hanno fatto tutti male, nessuno si è mai preoccupato di queste persone che lavoravano, delle famiglie, dei diversamente giovani, sono sempre passati il cerino dandosi la colpa uno con l'altro, però rimaniamo veramente fermi e guardare questa politica che ancora non ha capito che il bene comune, il bene della comunità è la persona. È la persona che deve star bene, che deve lavorare serenamente, di percepire uno stipendio, una pensione dopo 42 anni che sia adeguata a quello che ha pagato. Eppure la politica i proprie cose se li sono sempre fatti, sia a destra che a sinistra, nessuno ha alzato mai le barricate per dire no, non è giusto questo. Cosa dice lei alla politica, quella politica che lei anche ha fatto parte, che forse poteva porre rimedio in tempi non sospetti quando le cose erano ancora chiare, come sarebbe andata a finire? Beh, quando ho fatto politica nei partiti, io il partito a cui appartenevo era l'opposizione, quindi la responsabilità ne ha poche e certamente era un partito che affrontava le questioni delle diseguaglianze. E infatti se noi guardiamo le grandi lotte che ci sono state soprattutto negli anni 60, allora con le conquiste di quegli anni un operaio che lavorava riusciva a stare discretamente bene e qualche volta riusciva anche a mettersi via qualche soldo per fare il mutuo per la casa. Oggi non riesce neanche a mangiare altro che fare il mutuo per la casa. E certamente la responsabilità, lei ha ragione, qui in questi anni è stata una gara a chi fa peggio
non a chi migliora. E certamente questo governo in questi 3 anni ha contribuito a fare peggio. Allora, partiamo da alcune cose, perché insomma non ci può essere una scissione tra quello che si dice in campagna elettorale, che si promette agli elettori e poi invece quando si è al governo si fa. Allora, dicevano che dovevano abbassare le tasse. Mi pare che le tasse oggi in Italia siano al 42,8, mi pare, che sono le più alte che ci siano mai state. Se lei ricorda quel famoso spot della signora Meloni sulle accise sui carburanti, sulla benzina, che doveva essere eliminati, invece noi abbiamo un aumento del costo dei carburanti e della benzina. Cioè c'è una situazione complessiva che sta andando verso il disastro. Io vedevo dei calcoli che facevano alcuni analisti, noi, e poi c'è la Grecia insieme a noi grosso modo, siamo il paese che in Europa, dell'Europa della UE, ha un valore dei salari che è inferiore di 4 o 5 punti rispetto a quello che c'era nel 2004, quindi 20 anni fa, 21 anni fa. Questa è la situazione che si presenta. E poi ci sono i continui punti di spillo che colpiscono già lavoratori da un lato, ma anche piccoli imprenditori che sono anche quelli in condizioni non semplici e con molte difficoltà. Quello che sta avvenendo in questi giorni a Treviso, con tutti gli aumenti che ha introdotto il sindaco di Treviso, non è che va a colpire Benetton, insomma, no? Che quello i soldi per parcheggiare li ha. Va a colpire chi deve andare in città per lavorare, va a colpire i commessi, va a colpire anche i piccoli imprenditori. Questo è il quadro che noi abbiamo. E dicevo, noi abbiamo un governo che con questa legge di bilancio, quella ultima che è in via di approvazione definitiva, taglia ulteriormente i contributi ai comuni che sono in condizioni disperate. Mi pare che in questi giorni l'associazione dei comuni abbia sollevato il problema che non può più continuare una situazione dove tutto si scarica sui comuni e poi i comuni sono quelli, le amministrazioni comunali, i consigli comunali, che fanno i conti con i cittadini, perché sono quelli più vicini al cittadino. Professor Serra, eppure la maggioranza dei cittadini paga le tasse, però non c'è questa trasparenza. Ecco, qualcuno dice vai a leggere i bilanci. Sì, fammi leggere il bilancio se sei in grado di leggerlo. Questa trasparenza anche su quello che viene incassato dallo Stato, quello che viene speso, dove vanno a finire tutti i soldi. Io non vedo tutta questa trasparenza. Io dico che anche il novantenne ha diritto, se paga le tasse, di capire dove vanno a finire i suoi soldi, cosa hanno pagato. È così difficile fare trasparenza su quello che incassa lo Stato e come lo spende? Sì, purtroppo sì, perché lei faccia conto che già il bilancio privato di una società, se lei chiedesse al suo editore di leggere il bilancio della sua società, già se uno non è un commercialista è difficile leggerlo. Il bilancio pubblico è ancora più complesso perché vi sono delle norme nel bilancio pubblico che sono molto diverse dalla logica del buon padre di famiglia, cioè se una società privata ha delle entrate e delle uscite, quello che rimane alla fine è quello che si chiama risparmio per la famiglia. Questa è la logica di base. Nel bilancio pubblico non funziona in questa maniera, cioè quello che io prevedo di incassare lo posso spendere anche se non l'ho ancora incassato. Quindi
vi sono delle logiche proprio che sono diverse dalla gestione di un normale budget familiare. Ecco perché purtroppo è complicato. Professor Serra, come vedi il futuro di questo paese? Eravamo la quarta potenza mondiale e sicura non fatta dalle multinazionali, ma proprio da questo paese con la propria creatività, la propria intraprendenza, il proprio lavoro. Ecco, mi sembra che abbiamo perso proprio il cuore pulsante del paese, che erano i nostri artigiani, i nostri operai, i nostri piccoli imprenditori, che poi sono diventati anche con la quinta elementare i grandi nel mondo. Io ricordo sempre il grande Del Vecchio, dove lui, quando aveva soldi, che raccoglieva in più, li investiva nella propria attività, soprattutto nella persona, perché lui guardava molto alla persona. Lui era una persona che si è fatta da solo, che sapeva cosa vuol dire essere operaio, lavorare, e non sono neppure andati al suo funerale i politici, erano tutti molto impegnati. No, lo dico perché è una cosa che ci tengo. Invece questi imprenditori hanno fatto grande l'Italia. Mi ricordo una volta ho avuto ospite sempre un grandissimo imprenditore, purtroppo adesso non c'è più, che mi ha detto: sai Mirella, quando vado all'estero mi mettono la corsia rossa, qui in Italia se mi vedono mi scansano. Ecco, ma è proprio così miope la politica di non capire che il valore aggiunto sono proprio queste persone? Guardi, purtroppo di persone e di imprenditori come Del Vecchio purtroppo sono veramente molto pochi. Il problema è solo questo, ossia imprenditori che da soli sono riusciti a mantenere l'azienda e farla andare fuori dall'Italia si contano sulle dita di una mano nella storia italiana. Perché il sistema poi finanziario non ha mai appoggiato questi grandi imprenditori. Il problema è questo. Perché per fare grande un'impresa serve un supporto finanziario di investimenti e la maggior parte degli imprenditori italiani non ha le forze finanziarie per poi andare all'estero. E quindi la nostra manifattura era sempre una manifattura che serviva ad altre grandi imprese. Oggi con la delocalizzazione da una parte e con la robotizzazione dall'altra, tutte le nostre capacità si sono spese perché si va su mercati globali, quindi la qualità va a discapito della quantità. Varnier come commenta le parole del professor Serra, che dovevano supportare questi imprenditori lungimiranti, illuminati? Il professore ha ragione, ma io vorrei partire da un esempio che mi pare significativo. Se noi prendiamo un grande dirigente della vecchia Fiat, Valletta, diceva che un dirigente massimo non poteva prendere 20 volte, al massimo 20 volte di più di quanto prendeva un operaio. Oggi prendono 2000 volte di più di quanto prendono gli operai. Ormai abbiamo pensiamo agli Elkan, insomma, questi che imprenditori sono, a parte che stanno distruggendo quello che era stato il patrimonio dell'auto italiana, insomma pensiamo ai marchi importanti che avevamo che ormai sono tutti in sfacelo. E questa è la situazione del Vecchio. Del Vecchio è un'eccezione, in realtà noi abbiamo degli imprenditori rapaci che approfittano anche di una situazione, ecco questo va detto, certamente ci sono tutti i meccanismi di elusione nel pagare le tasse, per cui non sono formalmente degli evasori, ma sono quelli che hanno gli strumenti favoriti dai governi che gli permettono praticamente di non pagare le tasse. Ma poi parliamo di Europa, ma è possibile che in Europa ci sia ogni paese che ha degli strumenti per conto proprio per favorire gli evasori che ci sono nei singoli stati? Pensiamo al Lussemburgo, non c'è solo Monte Carlo, insomma, questa piccola enclave di evasori. Ma l'Irlanda, ma la stessa Italia ha fatto anni fa delle leggi che se
un imprenditore che della Francia non vuol pagare le tasse là perché le ritiene troppo e viene qui praticamente, riesce praticamente con degli strumenti a pagare poco, cioè questa Europa dove non c'è nessuna coesione tra gli stati in modo che ci sia una uniformità nel pagare le tasse. Noi abbiamo una confusione somma che favorisce i grandi imprenditori. Un'ultima cosa voglio dire, noi abbiamo una situazione che, per quanto riguarda il bilancio complessivo dello Stato, che è grave e spaventosa. La legge che si sta facendo di bilancio porterà dei tagli significativi per le condizioni di vita soprattutto dei piccoli imprenditori e dei lavoratori. Ma perché? Perché c'è un disegno che va verso le armi e se noi andiamo a quello che ci chiedono Trump e gli americani, a una spesa che va verso il 5% della spesa militare, andiamo al disastro, un disastro che verrà pagato dai lavoratori, è una corsa alle armi folle che rischia di portare le condizioni di vita, a parte i pericoli della guerra, che quando si costruiscono armi prima o poi le si usano, no? A parte questo c'è una situazione che verrà pagata soprattutto dal mondo del lavoro, dalla piccola impresa, da tutte queste categorie che praticamente anche per la crisi che c'è dovuta alle guerre, all'Ucraina eccetera, pensiamo alla crisi della Germania che si rifletterà sull'industria italiana in modo spaventoso, perché noi in qualche modo eravamo legati al tipo di sviluppo della Germania che oggi è in crisi. Professor Serra, però io aggiungerei anche un'altra parola. Sì, è vero, armi, guerre, ecco, riarmo, però io metterei anche la parola speculazione. Noi abbiamo questa parola che ha nomi e cognomi, però non si riesce a colpire. Noi vediamo degli aumenti pazzeschi che non si spiegano, ma si spiegano con la parola speculazione. Perché non si riesce a colpire la speculazione o i speculatori? Perché si devia sempre e si vede, ma sì, vabbè, ma non si sente, non voglio entrare nel merito perché speculazione è anche business per qualcuno. Prego, professor Serra. Guardi, la base, io credo, come ho già detto tante volte in altri convegni, il male del mercato oggi, ossia del capitalismo, è che da capitalismo industriale è diventato capitalismo finanziario. È la finanza purtroppo che, nel senso lato del termine, senza entrare troppo nei dettagli, detta oggi le leggi. Quindi il suo ospite giustamente ricordava quello che diceva Valletta, ma allora Valletta rispondeva a un imprenditore che era Agnelli, lasciando perdere l'aspetto sindacale di Valletta che non era proprio veramente amato dai sindacalisti, però il concetto è che doveva rispondere a un imprenditore. Oggi i grandi manager devono rispondere a dei gruppi finanziari, quindi a fondi di investimento. Al fondo di investimento non gli interessa il lungo periodo, gli interessa guadagnare tanto in poco tempo, perché devono rispondere al signor Mario Rossi che mette 5.000 euro in una banca e gli dicono: guarda, tu tra un anno vedrai che avrai guadagnato il 10%. Al signor Rossi, dove mettono i suoi 5.000 euro, poco gli interessa, lui pretende il 10%. La somma di questi signori Rossi va a finire in un grande fondo che va nell'azienda X, viene acquistata da un fondo, ci mettono uno speculatore finanziario, usando il suo termine, che non pensa di portare avanti l'azienda, ma cerca di massimizzare i profitti, perché tra 2 anni esce da quell'azienda, viene lautamente pagato perché l'ha spremuta e poi passa all'azienda successiva. Questo è il mondo della finanza speculatore. Gli speculatori, lei non so se si ricorda, tantissimi anni fa ci fu un film che si chiamava Pretty Woman
L'attore principale, Richard Gere, come mestiere, faceva quello che oggi ormai è diventata la cosa più normale di questo mondo anche in Italia. E sto parlando di un film di, credo, 30 anni fa. Quindi ci stavano già facendo i film e che pian pianino non ce ne siamo accorti. Tutto lì. Professor Serra, un grande tema sono le banche, questo extra profitto hanno incassato, così poi mi dirà lei se i numeri sono giusti, più di 800 milioni, ne daranno 4 al governo e guai toccarli, dice anche Tajani. Le banche non si toccano, perché non si devono toccare le banche se sono così straricche, e soprattutto i servizi che non danno più alla persona, vogliono che tu faccia tutto online, perdi giornate e giornate. Io ho trovato dei diversamente giovani in coda che poveretti non sapevano neanche da che parte girarsi, sapevano neanche come fare, ecco, e questi sono il parco buoi dove mungere continuamente, come dice lei, io do questi soldi, spero che mi diano anche qualcosa, chissà dove vanno a finire, e poi abbiamo visto, ecco, cosa è successo. Il ruolo delle banche nel 2025 per aiutare anche questo Stato, questo che siamo, come diceva anche Vanier, in condizioni veramente precarie, ma non lo dicono perché hanno paura di dirlo, però chi sta bene è che è la politica sta benissimo. Qual è il problema del politico? Prego, professor Serra. Guardi, il problema di tassare le banche, adesso banalizzando non è proprio così una materia così semplice, però il succo del discorso è: chi compra la maggior parte dei titoli pubblici italiani? Le banche. Quindi se io sono il proprietario di una banca, adesso parlando in maniera molto semplice, e io vengo, tutte le volte che tu fai un'asta, io compro una grossa quota delle cose che tu vendi, poi mi viene a dire che mi tassi, io la volta prossima magari compro di meno. Questo è il succo. Alla fine, fatto in maniera molto semplice, ripeto, da chiacchierata da bar, senza entrare in tecnicismi, ma molto del debito pubblico italiano emana nelle banche. Quindi se tu, Stato, vuoi che io continui a comprare BOT, CCT e tutto quello che ci sia dietro, però mi devi lasciare un po' in pace. Mi e al sembra tempo che li stesso abbiano voglio lasciati che molto tu non in mi pace, vai ad professor aumentare Serra. le commissioni, eliminare le commissioni sui post, perché io ci guadagno. Professor Serra, mi sembra che li abbiamo lasciati molto in pace queste banche, che non è che siano state... Sì. Ma però, e del resto, se lei ci pensa che pochi giorni fa anche le agenzie di rating hanno promosso l'Italia e quindi pagheremo meno debito pubblico, cioè interessi. Ma chi compra le nostre cose sono le banche. Vanier, come commenta le parole del professor Serra? Sì, siamo dentro quella logica che diceva il professore, però io mi pongo un altro problema: ma è possibile che gli stati abbiano rinunciato ad avere un ruolo diretto sul credito e sulle banche? Le banche italiane una volta erano quasi tutte pubbliche, poi ha cominciato, a dire il vero, anche il centro-sinistra a fare danni e a cedere praticamente le banche, ma una volta avevi degli strumenti, e il fatto che il pubblico sia praticamente è fuori dal sistema industriale, è fuori dal sistema bancario, finisce poi che non ha gli strumenti per poter dirigere lo Stato, e lo Stato viene diretto dalla grande finanza che condiziona tutto, quindi condiziona la vita generale dei cittadini, insomma, come diceva il professore, gli investitori a cui la banca ha promesso il 10 o il 15% non gliene importa nulla se quel 10-15% lo pagano in termini di salario, di condizioni di vita
i lavoratori o il piccolo imprenditore, lui vuole, e difatti noi abbiamo ormai una crisi che riguarda la ricchezza, per cui c'è un gruppo, diciamo, sempre più ristretto che è in alto sempre più ricco, e l'estensione praticamente del mondo della povertà. Si dice che in Italia ci sia ormai 6 milioni di persone che non sanno se riescono a cenare alla sera, insomma questo lo dice organizzazioni cattoliche come la Caritas, eccetera, e abbiamo un quadro spaventoso di quella che è la situazione del paese. Ma non è, Varnier, che ritornando ai tempi non sospetti, quando, come lei ha ricordato bene, un operaio viveva bene, prendeva 1,5 milioni, 1,6 milioni, ecco, stava bene, riusciva a mettere via anche qualcosina, si comprava anche la casa, che poi non abbiamo più avuto una classe politica competente, attenta alla situazione, culturalmente preparata per portare avanti il paese. Ripeto, eravamo la 4ª potenza mondiale, non eravamo gli ultimi della classe. Non è che sia stata colpa del popolo italiano, ma è stata la colpa di una politica cieca, sorda, impreparata. Una volta c'era la scuola politica, non arrivavi su poltrone importanti se non avevi fatto un percorso importante. Poi ci troviamo persone che negli anni hanno ricoperto ruoli fondamentali che non erano all'altezza della situazione, ma pazienza, se andavano via da quel posto politico gli trovavamo un altro posto. Cioè, cito all'Italia, ad esempio, non so se vi ricordate, questi manager venivano anche premiati, ti tolgo da una parte ma ti metto da un'altra, non c'è nessun problema. E questo paese un po' alla volta ha perso quello che aveva nel suo DNA, che era il lavoro, che era il sacrificio, che era la lungimiranza nel vedere le cose, perché abbiamo la creatività. Ma poi se ci tolgono tutto, alla fine cosa rimarrà di questo paese, Varnier? Perché è là il problema grande. Abbiamo una classe politica, una classe dirigente politica che riuscirà a traghettare questo meraviglioso fuori da questa melma che non riesce più a respirare? Ma giustamente dice lei, un tempo c'erano delle classi dirigenti molto più capaci. Se noi pensiamo ai grandi partiti italiani, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, lo stesso Partito Socialista, nonostante i disastri poi fatti da Craxi, ma lo stesso Partito Socialista, erano delle organizzazioni che erano profondamente legate col rapporto con i cittadini. Un tempo votava in Italia il 90, 88, 92% degli aventi diritto, oggi non va a votare quasi più nessuno. Se continua così vanno a votare soltanto quelli che si mettono in lista, ormai non va, no, gli altri non sono interessati perché vedono una distanza abissale tra i loro bisogni, le loro necessità e la politica. È politica che insomma una volta era mossa anche da ideali, ora per carità tutti i partiti non erano uguali. Io ho fatto 10 anni il consigliere regionale, il mio partito era il Partito Comunista. Io in 10 anni non ho mai visto uno stipendio della regione. Io firmavo una delega, ma non mi chiedevano di firmarla prima di essere eletto, perché sapevano che noi l'avremmo fatto dopo che ero eletto. Firmavo una delega e il partito ritirava i soldi e io venivo pagato col quinto livello degli operai metalmeccanici. Si figuri oggi se qualche politico accetta una situazione del genere. È una situazione di decadenza del mondo politico. Io ho cominciato a fare politica da ragazzo, mi mandavano davanti alle fabbriche a distribuire volantini e a prendere contatti con i lavoratori. Adesso vedi un partito
sì, ogni tanto qualcuno insomma fa un'incursione, ma insomma partiti al mercato sotto elezioni perché là trovi il cittadino. È cambiato sostanzialmente il mondo politico. Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo a tutti e due gli ospiti, io sono un anziano anch'io e mi ricordo, io ho detto subito nel 94, praticamente quando è successo un po' la crisi dei partiti, c'era un vecchio socialista qui a Cessalto che praticamente si è messo a piangere e ha detto io ho detto calma prima di strassare la tessera, perché qui ne vedremo delle belle. Non hanno dato colpa a Craxi, però secondo me il problema era generalizzato perché, professore, adesso le spiego subito io, lei ha detto sì, Craxi ha combinato i malani, ma il Partito Comunista era finanziato dalla Russia. Poi non dimentichiamo di Craxi che gli ha fatto fare dietro front agli americani quando volevano partire con gli aerei da qua. Qui si comandava ancora qualcosa in Italia. E poi le dico che ci adescavano con i pantaloncini corti. Ogni paese, compreso i piccoli, avevano le sue sedi di partito. E uno andava là e discuteva. E le discussioni venivano portate avanti. Quando c'erano le votazioni si andava a votare il 90% anche nei paesi piccoli, 90-93% si riusciva ad arrivare. E c'era una competizione, c'era la Democrazia Cristiana faceva la festa dall'Avanti, il Partito Comunista faceva la festa dell'Unità, il Partito Socialista praticamente, ho sbagliato a dire, l'Avanti la faceva il Partito Socialista. Praticamente c'erano tutti i vari partiti, facevano le feste, c'era una competizione. Quando uno andava a consigliere comunale, solo consigliere comunale, praticamente veniva certo dalla sezione, se uno si comportava male veniva richiamato dalla sezione e tutti erano così, hanno fatto grande l'Italia. Ma dal 94 non dimentichiamo, si immagini professore, se nel 94 avesse messo nome lista Berlinguer, lista Craxi, lista Andreotti, che casino sarebbe successo? Erano i partiti che sceglievano le varie. Certo che gli sbagli sono stati fatti, ma bisogna fare un'analisi storica perché gli sbagli sono stati fatti. Perché poi volevano fare in Italia i funerali di Stato, tutti quanti volevano fare i funerali di Stato a Craxi. Ecco, mi rispondo anche a questo. Cioè, praticamente non dobbiamo polverizzare. Hanno distrutto i partiti e qui sono diventati tutti partiti personali. I partiti personali ci hanno portato a questa conseguenza. Nessuno non parla che il 60% della gente è rimasta a casa. Perché non hanno coraggio di parlare di questo? Ecco, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco Valeri. Professor Serra, il problema è che noi viviamo, lei l'ha detto prima, i giovani vanno all'estero, gli anziani quasi tutti sono abbandonati a se stessi, non hanno i servizi. Io ho avuto una persona ospite che ha tentato 2 volte il suicidio, professore, una persona di una quarantenne, che ha detto nella carta ho 9 persone che mi seguono, nella realtà non ho nessuno mi chiama, nessuno si fa vedere, ma nella carta ci sono 9 persone pagate che dovrebbero seguire questo caso. Ecco, non le sembra che forse hanno un po' esagerato e devono rivedere un po' questo registro? Perché se salta il tappo non ce n'è per nessuno. Se il mondo del volontariato non riesce più a mettere le pezze, perché anche noi giriamo col commercialista, paghiamo per fare i volontari e nella pandemia se non c'eravamo noi che andavamo nelle case rischiando la vita a portare la spesa, le medicine, non so cosa sarebbe successo. Non le sembra che la politica stia veramente diventando cieca rispetto a quel mondo che l'ha sempre aiutata, dagli amministratori al governo, perché il mondo del volontariato esiste ed è quello che salva il paese. Prego. Microfono. Non la sento. Mi sente adesso? Adesso sì, professore. Ecco, le dicevo che parlare del mondo della politica, quindi cioè dare sempre addosso alla politica, la politica alla fine viene eletta da noi. Il problema che c'è da ormai, credo io, una trentina d'anni, dopo il crollo delle grandi ideologie, quindi destra, sinistra, centro, perché oggi se lei domandasse
a una persona quali sono 5 sostanziali differenze tra la sinistra e la destra, si fa fatica. Una volta era semplice, oggi non è più così. Quindi i politici oggi sono l'espressione del popolo. Il pensare che nel 2025 si ragioni in ideologie, purtroppo le ideologie, sottolineo purtroppo, sono morte. Quindi vado a scegliere il politico come se fosse l'amministratore del condominio, quello che nel mio pianerottolo mi assicura la luce più bella, allora voto lui. Quindi si va via di corporazioni. Quindi quello che mi promette, perché è più bello, più bella, e mi promette mari e monti, scelgo lui, tanto sono talmente sfiduciato che non mi interessa. Quindi si sceglie il politico che ci dovrà governare, non in base alle sue ideologie, ma in base al mio piccolo orticello. E questo poi porta che chi viene eletto, come lei giustamente diceva, non ha nessuna cultura politica, perché viene preso dalla famosa società civile. Quindi è come se il sottoscritto domani mattina mi chiedessero di diventare ministro dell'economia. Ma cosa vuole che sappia io di politica? Ne posso sapere di economia, ma il politico è un mestiere. Bisogna studiare per fare il politico. Ecco perché si partiva dal discorso, come si faceva una volta, da fare la circoscrizione, il comune, la provincia, la regione, e poi si poteva arrivare in Parlamento. Ma avevo fatto gavetta, perché purtroppo oggi, come per fare l'imprenditore, come per fare il politico, basta che abbia una grande idea e penso di fare o l'imprenditore o il politico. Da una parte il politico, se mi va bene, e sono oggi al physique bureau, perché oggi conta molto anche l'aspetto televisivo, vengo eletto. L'imprenditore, se ho una buona idea, vado avanti e poi nel peggiore delle ipotesi salto, vengo comperato. Questo poi è la logica. Professor Serra, però è anche vero che non abbiamo questa grande arma di decidere chi vogliamo, perché alla fine i nomi che ci propongono non li conosciamo. Hanno tolto anche le preferenze, noi ci troviamo delle persone che non conosciamo, non sappiamo neppure da dove vengono, chi sono. Però se non andiamo a votare guai, se votiamo sbagliamo, allora cosa dobbiamo fare? Allora le persone dicono io non vado più a votare, perché non mi sento rappresentato, non vedo persone che possano aiutarmi a uscire da questa situazione che vivo, perché il 55% è un dato che dovrebbe far riflettere la politica. Invece io ho sentito un politico anche di lungo corso che ha detto benissimo, saranno 2 fazioni, chi vorrà andrà a votare e chi non vorrà starà a casa, noi non abbiamo il problema, l'importante è che ci votino i nostri e noi riusciremo a ricoprire i ruoli importanti in politica. Sa che questa cosa mi fa molta paura, professor Serra? Sì, però è vero questo, però lei tenga presente che quando si parla delle grandi democrazie, Stati Uniti, Inghilterra, le grandi nazioni, è da molti anni e siamo intorno al 50% che va a votare. Cioè il 50% delega a qualcun altro di votare. A maggior ragione oggi, dove anche per scegliere a che altezza mettere i caloriferi abbiamo delle direttive europee, quindi a quel punto ci sono delle persone che dicono a me non interessa chi sceglie. Torni sempre al ragionamento non dell'ideologia, dell'amministratore di condominio. A me chi sceglie l'amministratore di condominio, chi se ne frega, tanto io sto bene nella mia casa, basta che non mi aumenti troppo l'acqua e la luce, a me va bene qualunque amministratore. Questo purtroppo siamo arrivati negli ultimi 30 anni, dopo il crollo delle ideologie. La ringrazio professor Serra di essere stato molto chiaro, spero che a casa abbiate capito. Purtroppo il problema è molto pesante e grave, a mio avviso. Qui le segreterie dei partiti dovrebbero fare un esame di coscienza, Vernier, capire veramente se è il caso di continuare in questa linea, se veramente tengono ancora un po' a cuore questo paese meraviglioso. Poi abbiamo anche la fortuna di avere un paese meraviglioso.
però mi sembra che qualcuno guardi da un'altra parte. Lei dice l'opposizione, ma è facile l'opposizione criticare quando governi, che devi dimostrare, e l'ha detto anche lei, Meloni quando era all'opposizione diceva una cosa, quando è andata al governo e ha iniziato a governare ha detto beh, anche no, devo riprendere, ecco, riprendermi dallo shock, perché ho visto che è tutta un'altra cosa tra fare opposizione e governare. Prego. Sì, è vero, ma il problema è che sostanzialmente i governanti di oggi, non solo questi, anche quelli di prima, sono troppo subordinati al grande potere finanziario e quindi sostanzialmente sono incapaci o non hanno la volontà di avere un'autonomia. Io volevo dire solo una cosa su quanto ha detto il signore che è intervenuto Gianfranco prima. Valeri. Sì, rispetto a Craxi. Io non ce l'ho con Craxi. Dico che sostanzialmente in una certa fase ha contribuito nella ricerca forsennata di avere gli strumenti per condizionare il potere in Italia, ha praticamente favorito ulteriormente quel che c'era già, la corsa a quella che poi è venuta fuori con Tangentopoli, insomma, no? Però insomma averne oggi di Craxi, ma io ricordo Craxi di Sigonella, avere un politico oggi che abbia la capacità di mandare i carabinieri a circondare gli americani, a dire qui è casa nostra e non casa vostra, non si trova. E volevo dire anche un'altra cosa, è vero che il PCI per una certa fase è stato finanziato anche attraverso strumenti di un certo tipo, la DC dagli americani e il PCI ma dopo i fatti della Cecoslovacchia del 68 il PCI ruppe praticamente quei finanziamenti e si finanziò da solo con le feste dell'unità, con il sacrificio dei militanti, insomma era un partito che aveva 2 milioni di iscritti quasi, insomma, quindi era un altro mondo, ma con una capacità di andare alla radice delle questioni che interessavano ai cittadini. E dare colpa ai cittadini per la situazione io credo che sia un po' improprio, perché anche un tempo erano i partiti che riuscivano a coinvolgere i cittadini e a far capire ai cittadini che partecipare era una cosa importante. C'era il cittadino protagonista. Cioè era il partito che faceva diventare il cittadino protagonista. Oggi i partiti dei cittadini si interessano per modo di dire con qualche chiacchiera in televisione, non certamente coinvolgendo i cittadini dal basso, facendoli partecipare e facendoli contare nelle scelte politiche. Alberto da Venezia, vai Alberto. Sì, pronto? Sì, buongiorno. Sì, niente, stavo ascoltando qua la vostra trasmissione e ho dei seri dubbi su quelli che siano i discorsi che state facendo, perché, ripeto, se la gente non va a votare è perché ormai la politica è diventata un mestiere, un vero mestiere, né più e né meno. Io abito a Venezia, hanno svenduto una città, spopolato una città e praticamente io vedo le conseguenze. Cioè noi abbiamo, tanto per dire una cosa base, i supermercati che sono per i turisti. Cioè noi non troviamo più un chilo di pasta al supermercato, e a parte i prezzi perché lasciamo perdere quello, ma noi qui siamo degli ospiti perché hanno svenduto tutta una città a delle multinazionali estere. Ultimo esempio, i 10 alberghi che adesso spopoleranno ancora quel poco che rimane. Per cui, ripeto, io adesso vivo comunque a Venezia, vivevo in una zona dove sono nato che è spopolata
popolata, cioè sono solo che bed and breakfast e locazioni turistiche, ma non una locazione turistica, un palazzo intero che è locazione turistica, e nessuno ha detto niente, ma niente della popolazione. Noi non abbiamo più un fabbro, un falegname, niente, un muratore. Una volta sì, qualcuno chiamava l'idraulico, adesso ti arrivano da Treviso, da Mestre, con prezzi che sono strepitosi. Signori, se vogliamo andare avanti così, stiamo demolendo quella che è la tradizione di Venezia, perché parlo della mia città, per amore del Signore, altre persone avranno tutti i loro argomenti da tirar fuori, ma qua praticamente al Redentore che c'è il numero chiuso, una volta ci si andava volentieri tutti insieme, si mangiavano le cose tradizionali veneziane tutti insieme con barche tradizionali. Adesso ti arrivano col gommone con l'entroscafo da 400 cavalli, a sto punto qua, ma dove vogliamo andare a finire? Grazie Alberto, devo chiudere, se no non ce la faccio a rispondere. Alberto, voglio che risponda, ecco, se è possibile, anche il professor Serra, poi ci saluta. Prego, professor Serra, dove andremo a finire? Allora, quello che dice il Signore è vero, erano i bei tempi antichi, si stava meglio quando si stava peggio, sono tutti discorsi che sono corretti, non sto dicendo che il Signore ha torto, per l'amor di Dio. Il problema è che l'albergo, se c'è qualcuno che l'ha venduto, qualcuno lo doveva comprare, perché se lo vendo è perché io non riesco a guadagnare abbastanza per mantenere, con tutte le norme, con tutte le problematiche di un albergo a Venezia poi. Quindi se arriva uno straniero, benissimo, poi posso criticare perché arrivano solo turisti stranieri, però se non c'erano questi cosa facevo? Per quanto riguarda il discorso del B&B e quindi tutti gli affitti brevi, è caduta perfino la linea, ecco, è caduta la connessione, eccolo qua, prego professore. Sì. Microfono. Adesso sì? Mi sente? Sì. Ecco, le dicevo che il problema degli affitti brevi è che se io affitto è il gatto che si morde la coda. Vi fosse una norma che se io affitto una casa a qualcuno, dopo un mese o dopo 2 mesi che non mi paga l'affitto, io lo posso legalmente mandare via dall'appartamento che io ho, a quel punto non farei gli affitti brevi. Uno. Seconda cosa, la norma buona che ha fatto il governo è: finché tu hai un piccolo appartamento, lo vuoi affittare per 2 o 3 giorni è un conto, ma se tu ne hai 10 di appartamenti, a quel punto fai l'imprenditore, ed è giusto che io non ti faccia pagare poche tasse, ti faccia pagare più tasse. Quindi il signore ha ragione, però è il gatto che si morde la coda. In località turistiche arrivano tanti turisti, oggi il turista arriva dall'estero ed è purtroppo un turista mordi e fuggi. Quindi il B&B è peggio ancora perché si porta magari le cose da casa, è un po' come il turismo da campo, per capirci. Grazie, veramente grazie professor Serra. Il problema è che alla fine andiamo sempre alla politica, è la politica che deve intervenire, se vuole può intervenire. Abbiamo visto il ponte Morandi, in poco tempo hanno superato la burocrazia, se vogliono centrare l'obiettivo ce la fanno, ma sono loro nella stanza dei bottoni, non noi. Però quando non vogliono ci mettono davanti la burocrazia e con questa si lavano le mani, e non siamo certo noi, e purtroppo dobbiamo anche continuare a dire alla politica che abbiamo bisogno di persone competenti, che le abbiamo. Per cortesia mettete almeno quelli, ecco, nelle stanze veramente dove le poltrone veramente sono fondamentali per questo paese. Grazie professor Serra di essere stato con noi. Sentiamo anche come ci saluta. Grazie Vernier, come ci saluta, cosa vuole dire la politica? Volevo dire una cosa sui centri storici. I centri storici che oggi praticamente sono messi in vendita non sono patrimonio né delle classi dirigenti che dirigono i comuni né dei cittadini proprietari dei singoli edifici. Sono un patrimonio storico
che ci viene da lontano e quindi la gestione di questi centri storici dovrebbe essere in qualche modo indirizzata dal pubblico. Non è possibile che praticamente ognuno faccia i propri interessi, io vendo agli americani perché ci guadagno e cose del genere, perché praticamente approfittano di un patrimonio che è un patrimonio comune. Pensiamo ai palazzi pubblici che ci sono o a Treviso o a Venezia o a Firenze o a Roma, che erano destinati alla comunità. Sono destinati alla comunità. Non può essere che io approfitto del patrimonio che ci viene lasciato da lontano per fare i miei interessi personali che poi danneggiano ma chi permette questo, Vernier? Lo permette questa politica che non ha la capacità e non ha la volontà soprattutto di rapportarsi in modo nuovo con i cittadini, perché non è vero che praticamente quelle che noi abbiamo oggi, democrazie, sì, è vero che votano dappertutto, dall'America a noi a altri paesi d'Europa, il 40-50% va a votare, ma questo è responsabilità della politica che ha estromesso l'altro 50% che praticamente, non sentendosi rappresentata, ritiene inutile partecipare e andare a votare, perché se partecipa lo fa solo col voto ma non conta sostanzialmente nulla. Grazie, veramente grazie anche a Giuliano Vernier, Presidente Associazione Nazionale Partigiani Italiani, grazie ancora al Professor Gianfranco Serra, amministratore delegato sede centrale fiscale e tributaria, perché anche questa mattina stiamo imparando qualcosa. Riflettete a casa. Pubblicità. E guardate che ospite meravigliosa abbiamo questa mattina. Anzi, prima di presentarlo ufficialmente, ma la vedete, sentiamo questa canzone.
Ed è con noi Donella Del Monaco, che ringrazio tantissimo, Donella, di essere qui, soprattutto per omaggiarti, per dirti grazie di quello che stai continuamente portando avanti con la cultura, con la musica, con i suoni, con l'arte. Saluto anche Alessandro Dianin, presidente Associazione Orizzonti. Grazie Dianin di essere qui. Ecco, questo giovane, poi lo sentirete, a me è piaciuto tantissimo come si è espresso, ecco, la sensibilità di Alessandro per far capire che i giovani sono questi, sono ragazzi come lui, sono i tanti ragazzi che magari Donella Del Monaco ha conosciuto, che hanno queste menti aperte, che girano il mondo, che se la sanno cavare, che arrivano nel nostro paese o ritornano a casa con delle esperienze enormi che noi non conosciamo, ma perché non li ascoltiamo. Prego Donella. Sì, io ho molta fiducia dei giovani e trovo che siano anche, abbiano bisogno di stimoli, non vanno criticati troppo. È vero che sono frastornati da tante cose, spesso forse hanno degli atteggiamenti, alcuni di loro hanno degli atteggiamenti non consoni, però io credo che abbiano un potenziale che va aiutato, sostenuto e sviluppato tramite delle azioni che li aiutino a tirar fuori il meglio di se stessi. Molto importante. Un'altra cosa importante è quanto è importante iniziare da piccoli. Ecco, con Donella ci conosciamo grazie alla nostra grande amica Elvira, che è qui con noi, è seduta. Fin da piccoli si respira, si mangia musica, si respira musica, si vive con la musica, perché è da piccoli che si inizia a capire l'importanza. Però devi avere una famiglia che ti segue, certo. Ma io non devo essere fortunata, Donella, lo dico sempre, di avere quella famiglia, quella scuola. Io devo essere fortunato a crescere bene. E c'è qualcuno che me lo deve insegnare, certo. Prego. Sicuramente, la famiglia direi che è il primo centro di educazione, di sviluppo del bambino. Genitori distratti, magari non per colpa loro, ma perché sono sovraccaricati di impegni, genitori che non portano i figli a teatro, che non li fanno ascoltare anche della buona musica, oppure alle mostre, che li lasciano un po' così allo stato brado, non aiutano il giovane a trovare, a sviluppare quello che ha dentro. Ci vogliono degli stimoli anche, e poi chiaramente la scuola, la società, tutto quello che può offrire una città, che può offrire come appunto queste cose, queste mostre, eventi, qualsiasi cosa che aiuti a trovare il meglio di se stessi e la voglia di creare cose nuove. Una volta questi teatri, io lo dico spesso nella trasmissione, erano molto più aperti anche al pubblico normale, diciamo così. Mi ricordo a Carnevale, specialmente il nostro teatro, il teatro comunale adesso del Monaco, sì. Ecco, si riempiva di famiglie, di bambini, di allegria, però era sempre un teatro dove tu entravi. Ecco, io trovo che sia diventato troppo d'élite, troppo chiuso. Questi giovani dovrebbero, anche queste scuole, portarli di più. Il teatro insegna, il teatro è una scuola di vita. Si fa abbastanza, secondo te, Donella? Allora, prima di tutto devo dire che il direttore artistico attuale, sì, che conosco bene, il maestro Stefano Canazza, ha fatto un ottimo... Che conosciamo, che è venuto ospite. Ecco, mi fa piacere perché sicuramente ha lavorato molto bene, con una stagione interessante, adesso parlo della musica, certo, ovviamente, lui è direttore artistico della musica, con anche un'apertura, oltre che all'opera, anche un'apertura concertistica varia, c'è anche il jazz, ci sono varie manifestazioni, ci sono gli spirituals per Natale per esempio, ecco. E quindi ha fatto un ottimo lavoro. Certo, si può e si deve aumentare questa capacità di attrazione verso le giovani generazioni. Ecco perché io ho proposto nel mio questa specie di sogno di aprire anche delle conversazioni, dei dialoghi con un pubblico più eterogeneo, perché l'opera, per quanto sia una cosa straordinaria di cui dobbiamo andare orgogliosi, perché è un po' il simbolo dell'Italia, però chiaramente è una cosa che rimane sempre un po' di nicchia.
nicchia. Oggi vi sono molte musiche che variano, che sia un bene o un male non lo sappiamo, però questa è la realtà, e quindi io ho sempre lavorato per far incontrare i generi musicali. Per esempio il brano che abbiamo ascoltato prima è un brano di Haydn, però trasformato anche in rock. È questo. Ed è stimolante, no? È stimolante, è un gioco mentale, se vuoi, è un divertissement, però rimane nei canoni di una tradizione che si apre anche alla modernità e al linguaggio più giovane, diciamo. No, io non è che sia giovane, però la musica deve rimanere legata. E bisogna stare assieme i giovani, bisogna confrontarsi, dialogare e capirsi. Sentiamo cosa ne pensa Alessandro Dianin. Alessandro, cosa dici di questa conversazione che abbiamo tenuto con Donella Del Monde, con questa grande artista, ecco, che ha respirato musica fin da piccolo, poi cresci, capisci qual è l'obiettivo, cosa vuoi intraprendere. Prego Alessandro. Ma intanto ho ascoltato con gioia il brano, è stato un bel momento anche per me che seguo da casa, collegato da casa. Io dico, faccio un inciso sui giovani, ho 24 anni, per cui mi sento anche parte in causa, tutto quello che è stato detto è pienamente condivisibile. Registro alcune cose, cioè che questa è un'epoca segnata da diversi tipi di emergenze. Ci sono le emergenze geopolitiche, ambientali, sanitarie, economiche, per cui è evidente che anche nella mia generazione, ma non è l'unica, si crei uno spaesamento. Poi una cosa che io non dimentico mai è che la mia è una delle prime generazioni che ha avuto a che fare con tutto un mondo online che prima non c'era. Vediamo per esempio i social network e adesso l'intelligenza artificiale che è molto presente nella vita delle giovani generazioni. I miei genitori non mi hanno potuto dare degli strumenti per affrontare il mondo dei social network e certamente non mi potranno dare degli strumenti per affrontare quello dell'intelligenza artificiale. Noi siamo all'avanscoperta per certi versi. Quindi è evidente che ci dobbiamo confrontare con linguaggi nuovi e modi nuovi di stare nella nostra società, nel nostro paese e anche nelle nostre comunità locali. Ed è però nella parola comunità che io, come sai, Mirella, vedo una soluzione, nel senso che credo che i social siano, e il mondo dell'internet in generale, una grande risorsa, una possibilità di informarsi, di imparare e anche eventualmente di interfacciarsi con realtà nuove e diverse. Però allo stesso tempo a volte slegano le comunità, slegano i gruppi sociali. I quartieri non stanno più insieme, le comunità parrocchiali, le associazioni, per cui bisognerebbe anche riscoprire, quello che un po' cerchiamo anche di fare nell'attività di Orizzonti, la bellezza di stare insieme all'interno delle proprie città. Però voglio anche dire, Alessandro, è vero devo correre che le giovani perché il tempo è tiranno purtroppo. Ti intrigherebbe ad esempio partecipare a questa cultura intellettuale che sta cercando di fare Donella Del Monaco con questi salotti molto importanti dove là si respira veramente l'arte, la cultura, la bellezza. Donella, cosa vuoi dire Alessandro? Vorrei dire che è molto interessante quello che ha detto proprio riguardo dell'intelligenza artificiale. Appunto nel salotto che io tengo, che si chiama Chez Donella, quindi la casa di Donella, perché lo tengo una volta al mese perché io viaggio tra il nord Europa, Lussemburgo e dove vivo e Treviso, che amo sempre. E, per esempio abbiamo fatto un incontro proprio legato all'intelligenza artificiale, che tra l'altro si usa anche nella musica, alle volte malamente, ma si può usare anche molto bene, e quindi sono tematiche che vanno esaminate da persone competenti. Abbiamo chiamato un professore universitario che specializzato in questo, il quale ci ha un po' come dire, spiegato tutte le varie possibilità di implicazione, e queste sono informazioni preziose perché sta cominciando un'era nuova, come giustamente diceva lui, che tiene conto che prima non c'era. Noi ci troviamo, ma anche nella musica, nelle arti, noi ci troviamo con degli strumenti che sono completamente nuovi, dobbiamo affrontarli, ma dobbiamo non lasciarci
lasciarci governare da loro, ma riuscire a governarli, perché comunque è sempre la creatività, il fulcro importante. Devono essere dei mezzi a nostro servizio, a servizio della nostra umanità, della nostra cultura, della nostra intelligenza e creatività. Non lasciarci abbattere in un certo senso e pianificare da loro. O manipolare, esattamente. Allora, cosa ne pensi di questa grande querelle che tiene la città di Venezia divisa, ma non solo Venezia, l'Italia, con questa nomina di questa direttrice Venezzi? Ecco, come la vedi tu che sai di cosa si parla, cos'è un teatro, cos'è dirigere un'orchestra? Ecco, come la vedi la situazione? Colpita come donna, dice lei, o perché faccio parte di un partito? Io vorrei spezzare una lancia non tanto in favore della Venezzi, ma in favore appunto di una persona giovane che non è stata ascoltata, cioè è stata criticata, giudicata aspramente. In base a che cosa? In base al curriculum che si dice, a parte che sta dirigendo a Buenos Aires, che non è proprio poco, ma un curriculum che non ha un curriculum sufficiente. Ma io dico, ascoltiamola anche. Avrei preferito che l'orchestra e il teatro l'avessero lasciata lavorare, l'avessero lasciata esprimere la sua professionalità e poi, casomai, dire non ci sembra la persona, casomai poi, insomma, anche una persona accusata di un crimine per legge è innocente finché non ci sono delle prove. Prova contraria. Non si può ergersi a giudici prima, questo è un pregiudizio. Ma allora mi chiedo, addirittura degli insegnanti di conservatorio che si ergono a giudicare. Ma allora io dico, se è un insegnante, allora il tuo allievo che si diploma o in direzione d'orchestra o in uno strumento, se è il curriculum che serve tanto, cosa può fare uno che ha un curriculum zero? Perché uno che è appena diplomato non ha un curriculum. Ma allora quello lì che cosa fa? Da dove va? Cioè zero perché non ha il curriculum? Nessuno deve puntare su di lui? Cioè, ascoltiamolo prima. Mettiamolo alla prova. Esatto. Allora, sentiamo Alessandro Dianin, questa logistica di studenti, ma soprattutto questi orizzonti. Mi piace tanto questo nome che hai dato a questa associazione, vuol dire che avete un orizzonte molto grande dove potete spaziare. Come vedi questi giovani, che orizzonti hanno? Prego, veloce perché sono in chiusura. Ma dunque, che orizzonte hanno? Io penso che l'orizzonte che debbano ritrovare è quello dell'attività. Sono appena concluse le elezioni regionali, le persone sono andate a votare molto poco, le persone si devono riavvicinare alla vita pubblica, non per forza all'interno di partiti politici, ma anche all'interno di realtà civiche come la nostra. Io penso che questo sarebbe già anche la un bello petizione, la locandina che hai mandato. Facciamo vedere anche la locandina dalla regia, prego. Vai Alessandro. Dicevo appunto che Orizzonti vuole riavvicinare le persone alla vita politica. Noi adesso, si vede in sovrimpressione, abbiamo promosso questa petizione Un solo biglietto, 1000 destinazioni, per chiedere il biglietto unico del trasporto pubblico, con un solo biglietto in tasca o abbonamento e non con più titoli di viaggio come avviene oggi. Dovrebbe essere possibile muoversi. È una cosa positiva per l'ambiente, per le famiglie che pagano sempre di più per servizi sempre meno efficienti, ed è una cosa che tra l'altro i partiti politici promettono da tanti anni e forse adesso è il momento di realizzarla. C'è la petizione su change.org e poi la porteremo in tutti i consigli comunali della provincia di Padova e se qui dovesse funzionare poi potremmo anche andare in regione. Donella Del Monaco, la politica e l'arte e la musica, tu vieni da una famiglia storica, quanto è importante essere anche supportati dalla politica, perché bene o male è là nella stanza dei bottoni che ti muovi? Beh sì, nel senso che per esempio i teatri, che sono come tutti gli enti pubblici, che sono delle grandi istituzioni finanziate, perché ricordiamoci i biglietti pagano una piccola parte dei costi di un teatro d'opera,
Beh, chiaramente sono fondi del Ministero, di conseguenza è chiaro che c'è una persona politica alla fine che decide, anche se vi sono delle, come posso dire, delle graduatorie già fatte, quindi c'è un percorso, insomma, già stabilito in parte, insomma. Ecco, è importante a mio giudizio, sì, certo, conta molto l'apertura, ma io trovo che un ministro debba essere appunto aperto anche alle nuove prospettive, cioè non si può fare tutto com'era esattamente 10 anni fa, perché la vita cambia e anche i teatri devono cambiare rispetto alla vita che corre, no? alla società che si trasforma. Non possono arroccarsi, chiudersi la tradizione per me è fondamentale, è importantissima e va salvaguardata, però non si può staccare dalla vita che si trasforma continuamente, cioè dobbiamo rimanere a cavallo tra le due cose, quindi anche i finanziamenti devono salvaguardare sicuramente la tradizione, però anche aprirsi agli spazi nuovi. E soprattutto, ecco, l'importanza anche di questi assessorati alla cultura anche nelle amministrazioni, ecco, è fondamentale per avvicinare la città, i cittadini a questo mondo meraviglioso che è il mondo del teatro. Sicuramente sono importanti. Beh, io vorrei dire che ho trovato la nuova assessore, la dottoressa De Gregorio, sì, ma che abbiamo avuto ospite anche lei, sì, ma anche la precedente, sì, bravissime, a me sono piaciute perché la colonna Preti, esatto, la Vigna, no? La ecco, Vigna. Bravissime e anche molto cariche, molto ci tengono, si vede, e chiaramente possono fare quello che possono, perché i finanziamenti per la cultura delle città non sono così grandi, quindi però ci tengono tantissimo e cercano di fare il meglio che loro possono con quanto hanno a disposizione, ed è importantissimo il loro lavoro. Hai mai avuto richieste dalla politica di far parte appunto di importanti tavoli dove si decide quale cultura portare avanti? Beh, sì, io sono stata anni fa, adesso non so neanche quanti, ma parecchi, sono stata direttrice artistica per il comune di Treviso del teatro. Dunque c'era il sindaco era Gobbo, sì, e l'assessore alla cultura era Letizia Ortica. Io ero, diciamo, la direttrice artistica per il teatro, per il comune, che era necessario perché così vuole la prassi legale per avere i finanziamenti. Ecco. Che esperienza è stata, Donella? Bellissima, perché ho lavorato a fianco 2 anni, finché è durata la carica della Letizia Ortica a fianco suo, e insieme ne abbiamo fatte di tutti i colori. Abbiamo veramente portato l'Arena di Verona, per esempio, che il teatro non ce l'hanno concesso perché allora era gestito dalla Cassamarca, non avevano i tempi tecnici per darcelo, li abbiamo portati alle piscine, che naturalmente vuote, ed è stata una cosa bellissima, con tutto il pubblico sugli tribune, esatto, e con uno spettacolo strepitoso, orchestra, cantanti e balletto, perché era per fare un esempio. Ma poi abbiamo fatto delle opere prime, addirittura nella chiesa di San Francesco, a San Nicolò. C'era vivacità? C'era una la Ortica era un vulcano. Grazie, veramente grazie a Donella Del Monaco. Alessandro, come ci saluti? Un minuto per salutarci. Vi saluto dicendo che è vero che la cultura è molto importante nelle città, deve essere una cultura anche accessibile. Purtroppo a Padova hanno aumentato il prezzo del biglietto dei musei comunali, dei siti che si possono visitare, e questo è un peccato, però credo che le città vadano valorizzate. Io penso anche a Padova. Lo ripeto, e sono di Padova, quindi mi perdonerete. Padova è una città con tantissime bellezze nascoste, non solo le piazze, non solo il Santo, non solo Prato della Valle, ma tante cose che si trovano dentro i palazzi, giardini, sale, che possono e devono essere aperte e visitate. Grazie, veramente grazie. Donella, come ci saluti? Un saluto di Natale? Un saluto di Natale a
tutti quanti, ho apprezzato moltissimo gli interventi di Alessandro, molto sincronici anche con i miei, e ti ringrazio di questo invito e naturalmente io porto Treviso nel cuore. Grazie a Donella del Monaco, grazie veramente a Alessandro Dianin, grazie a voi. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno, a chi l'abbiamo dato. Ciao grande famiglia, siamo a Vicenza, da Yolanda e dai suoi ragazzi. Ciao Yolanda, ciao, come stai? Bene, abbastanza bene. Yolanda ha avuto da poco un'operazione, si sta riprendendo, 3 ragazzi, 3 minori, 3 maschi e noi siamo qua. Yolanda, come ti avevo promesso, allora intanto andiamo a prendere la roba con i tuoi ragazzi. Yolanda, questo tieni. Allora, questa è tutta roba per voi. Come stai? Abbastanza bene, mi sto riprendendo. Quanti anni hai, Yolanda? 36. 36 anni, ma ne dimostra molto meno. Si sta riprendendo perché ha avuto un'operazione molto importante. Diciamo che il comune la sta aiutando, ecco, perché noi abbiamo sollecitato sia il sindaco Ruccolo che l'assistente sociale che l'assessore al sociale. Cosa vuoi dire, Yolanda? Niente, la situazione è quella che è, diciamo, perché purtroppo è un anno che vado avanti e indietro dall'ospedale, quindi anche il lavoro, non riesco a lavorare sempre, quindi lo stipendio è diminuito e la situazione è questa, ecco. 3 ragazzi da crescere, da sola, non perché il papà purtroppo non contribuisce niente, diciamo, li ha completamente abbandonati e quindi da sola devo riuscire a portarli avanti, ecco, grazie anche con mia mamma ovviamente. E sono anche 3 bravi ragazzi, assolutamente sì, è vero, assolutamente. Ma una mamma può dire assolutamente no, deve solo dire assolutamente però sono sì. bravi, sono bravi, vero Yolanda? Non chiedono mai niente, anzi. Ecco, allora noi abbiamo portato un po' di cosine che tu mi avevi detto che avevi bisogno. Allora questi sono un paio di stivaletti nuovi per te, tesoro, guarda che belli, vero? Qui abbiamo portato un po' di abbigliamento, la roba da mangiare per i tuoi bimbi, un po' di tutto, ma soprattutto ti abbiamo portato l'assegno. Eccolo qua, perché io so quanto bisogno hai di questi soldi. Lo so. Per 3 ragazzi non è cosa da poco. Non è facile, sì. Allora, cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Che vi ringrazio, perché purtroppo non so che dire. Cara. Guardate che è brava sta mamma qua, perché riesce sempre a sorridere, è vero Yolanda, nonostante tutto. Non posso fare altro, quindi. Almeno quello, almeno vero? quello. Vero. Allora sai cosa fai? Manda un grosso bacione. Un bacione a tutti quanti. Grazie mille, un bacione a tutti. Allora, io so che tu hai anche un problema con uno di questi 3 ragazzi. Sì, è un bambino autistico, è seguito da una clinica e adesso stiamo cercando di fare l'accompagnamento, l'invalidità, in modo da poterlo aiutare anche in altri modi, ecco. Pensate quanti problemi. Uno sopra l'altro. Io veramente sollecito l'amministrazione, soprattutto il sindaco Ruccolo, che è molto sensibile, a sostenere questa mamma e questa famiglia. Grazie grande famiglia, anche oggi abbiamo fatto una buona azione grazie a voi, vi voglio bene, ciao. Arrivederci, grazie. E voi cosa volete dire? Grazie alla grande famiglia di Rete Veneta. Grazie a voi ragazzi, ciao.